Prima di presentarvi la graditissima ospite, andiamo a vedere questo servizio che è stato fatto proprio l'altro giorno. Cosa ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sopralluogo pista da bob. E poi vi presento l'ospite, andiamo a vedere. Ci troviamo nel cantiere dello sliding center, quindi della pista comunemente detta di bob, ma è la pista bob Scheletro Slittino, quella che era la pista Eugenio Monti, che è stata smantellata, perché ricordiamo qui c'era una pista, e oggi siamo già in presenza della nuova pista che tra qualche mese sarà anche testata direttamente dagli sportivi. Il presidente del Veneto Luca Zaia in sopralluogo al cantiere della tanto dibattuta pista da bob in costruzione a Cortina, che sarà pronta, garantisce il governatore, per l'appuntamento con i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Insieme a Zaia, l'Olympic Games Executive Director Christophe Duby, il presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, l'amministratore delegato della società Infrastrutture, la Simico Fabio Saldini, e i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà la pista più iconica del mondo, non c'è uno sportivo nel mondo che faccia bob, skeleton o slittino che non pensi di venire qui a testare questa pista, tanto è vero che si stanno già preannunciando molti eventi, e dall'altro voglio anche ricordare che è la pista progettata anche per il parabob. Quando il parabob, ovvero il bob paralimpico, diventerà disciplina delle Olimpiadi, questa è una pista che sarà in grado di accogliere anche il parabob. Una preomologazione è fissata per il 24 marzo, al lavoro nel cantiere della pista da 1650 metri di lunghezza, 180 persone. Ognuno di voi, ha detto Zaia rivolgendosi proprio alle maestranze, sta contribuendo a un sogno che si sta trasformando in realtà. Di certo questo, come le decine di altri cantieri nel comprensorio, sta ridisegnando il volto di Cortina. Cortina sostanzialmente conosce questo nuovo rinascimento. Quando mi parlavano di Cortina, dell'Olmiti, mi dicevano che c'era il problema della mancanza di appeal, che nessuno investiva più. Ecco, ho avuto questo pensiero, questa intuizione di candidare Cortina alle Olimpiadi. Il risultato sono grandi investimenti, almeno 1.800 milioni di euro di investimenti che altrimenti non avremmo potuto fare, non solo sulle opere olimpiche ma anche sulla viabilità, e dall'altro anche l'attrazione degli investimenti, visto e considerato che sotto gli occhi di tutti Cortina sta veramente vivendo un nuovo rinascimento. E presento subito Marina Menardi, collegata proprio da Cortina, presidente comitato civico Cortina. Marina, grazie di essere qui, buongiorno. Non so se avevi visto questo servizio, se lo avevi visto, che avevi sentito le parole del presidente Luca Zaia. Come commenti, Marina? Sì, l'avevo visto il servizio, e come commento, pensare che il rinascimento di Cortina nella pista da bob è un'affermazione veramente incredibile, perché la pista da bob, ormai lo sappiamo tutti, è una struttura che non avrà nessun tipo di legacy. Infatti Zaia forse avrebbe dovuto, invece che fare questi proclami, farci vedere qual è il piano di manutenzione che ci sarà dopo le Olimpiadi. Ora si stanno spendendo 120-130 milioni, saranno forse 150 consuntivo, forse anche di più, per costruire un'opera che per fare le gare per le Olimpiadi, ma non sappiamo in futuro come si pagherà. Costerà 1,5 milioni di euro all'anno, e dov'è la possibilità poi di avere un rilancio per Cortina? Quello che sappiamo di certo è che la pista da bob è stata chiusa a Cortina proprio perché non c'erano abbastanza praticanti, e il comune di allora non riteneva fosse un investimento che riportava con un gran ritorno. Quindi non vedo perché adesso, a distanza di 15 anni, anche forse un po' di più, dovremo avere più ritorno, quando il numero dei bovisti nel frattempo è calato, e dubito che sarà in aumento anche con la nuova pista. Senti Marina, quello che vorremmo anche capire, perché è giusto anche fare il contraddittorio, a me piace molto il contraddittorio, delle volte non ho la possibilità di farlo perché gli orari, magari i tempi, le date non sono gli stessi, però questa mattina vorrei capire, anche perché sono anche soldi pubblici, ecco, sono soldi veramente importanti, stiamo parlando quasi 150 milioni di euro. Quello che però non riesco a capire, perché ho avuto proprio recentemente un geologo, un ghiacciologo,
il quale proprio ha bocciato la pista da bob. Io eliminerei il bob, ha detto, non la pista ma anche il bob, e soprattutto la mancanza di acqua, che sono molto preoccupati perché acqua ce n'è sempre meno, e mi sembra che questa pista sia alimentata proprio con l'acqua. Allora qual è la situazione? Perché veramente c'è una confusione, e tutti questi milioni di persone che arriveranno hanno già fatto i calcoli, questo turismo che esploderà a Cortina, questa la chiamavano perla delle Dolomiti, se rimarrà ancora una perla delle Dolomiti. Per dormire a Cortina, trovare alloggio anche un giorno 1.000 euro, e se bastano al giorno. Com'è la situazione vera e cosa dicono i cortinesi, Marina? Allora, la situazione di Cortina è che Cortina quest'inverno sta passando un periodo un po' critico, nel senso che ci sono molti cantieri aperti, e non solo quello della pista da bob, che forse è un cantiere che è per conto suo e non è molto, diciamo, invasivo per quello che è la vita normale di Cortina. Invece ci sono questi cantieri che riguardano 9 alberghi, e poi c'è il cantiere dell'ex stazione, un cantiere in pieno centro di un parcheggio in largo poste, più altre cose, che hanno praticamente paralizzato Cortina. Abbiamo visto a Natale che c'è stata una confusione pazzesca per la carenza di parcheggi, per una corsia unica sulla circonvallazione, dove hanno transennato l'area della stazione, dove la gente parcheggiava ovunque, a destra, a sinistra. Abbiamo vissuto uno stato di anarchia, mi viene da dire, veramente gente che parcheggiava sui prati, a bordo strada, ovunque, via Cesare Battisti. Non abbiamo visto vigili o forze dell'ordine che fossero impegnate a far trascorrere il traffico. Insomma, è stato veramente un macello. E cosa dice gente di Cortina? Gente di Cortina, ma non solo, anche la gente di fuori, non è che sia molto felice di questa situazione, perché comunque crea confusione e tanta tensione. Quest'anno c'è da dire che le agenzie immobiliari hanno affittato meno, e probabilmente, questo si parla di seconde case, e probabilmente ciò è dovuto da questa situazione che non invoglia di certo venire in vacanza a Cortina per vivere una situazione del genere. Quindi al momento non possiamo dire che ci sta portando ricchezza questa cosa, anzi a livello di afflusso turistico non ci porta Eppure, niente Marina in Menardi, più. gli imprenditori, anche la Berton è molto felice, guai se non si fa queste Olimpiadi, sono indispensabili per lo sviluppo della nostra montagna. Ma la Berton non abita a Cortina, mi sembra, però non abita a Belluno, mi sembra, quindi non capisco queste sue continue ingerenze sulle Olimpiadi di Cortina. La Berton sì, dice sempre che è favorevole al bob, favorevole alle Olimpiadi, però la Berton e Confindustria non mi sembra che abbiano detto che parteciperanno al mantenimento della pista da bob, o sbaglio? Mi sembra, io non ho sentito dire questo, quindi vorremmo da parte allora di Confindustria anche un apporto significativo, visto che il sacrificio sul territorio è nostro, è quello, cioè è il territorio di Cortina che viene sacrificato per i giochi olimpici. Tanto è vero che stanno sollecitando proprio gli industriali per investire su queste enormi gare che verranno fatte, su queste Olimpiadi, perché al momento non sembra che ci sia tutto questo ingente somme di denaro che arrivano da questi imprenditori, o sbaglio, Marina Menardi? No, non ci sono proprio, perché c'è allora anche lo stesso Varnieri, l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, ha strigliato le orecchie agli imprenditori veneti, perché non arrivano le sponsorizzazioni, e quindi non capisco cos'è questo voler, diciamo, entrare in quello che è la gestione delle Olimpiadi, quando però non si dà qualcosa. Cioè bisogna anche dare qualcosa. Se addirittura l'amministratore delegato di Milano Cortina 2026 striglia le orecchie agli industriali e agli imprenditori veneti dicendo che è ora di partecipare, mi sembra ci sia solo il Prosecco Doc e Grana Padano e basta, quindi
che ci spieghi meglio. Sì, o grandi multinazionali, come abbiamo sentito, sono anche delle multinazionali. Sentiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Pronto? Rinaldo, dove sei? Studio Beve Caffè? Niente, Rinaldo. Ciao Mirella, eccolo e buongiorno qua. ai tuoi ospiti. È il discorso di Cortina, secondo il mio punto. Pronto Mirella? Rinaldo, abbassa il televisore, pronto. se no non riusciamo a capire, hai il televisore alto. Ah, ti gara io Mirella, scusa. Ogni mattina? Ti gara io, no ogni mattina, una volta ogni tanto. Dai. Volevo dire che il discorso di Cortina è un furto agli altri cittadini, perché tutti chi fa dei milioni ti spende i minuti, guarda quanta gente che ti aiuti, gente che non va a carrozzera, gente che ha i genitori che fa di maniera e mi viene a aiutare. E poi è un circolo vizioso dei soldi che gira. Sa quante manche gira delle truffe, dei bidoni, delle robe che fa, dei politici che sa passare, perché tutti li hai mai in faccia, Mirella, perché ma le cose che Dio parla, che Dio aiuta le cose. Ma delle Cortina, lo sapevamo, fine. Andavo dai fuori nel 1950, cosa che è? La cooperativa gli vendeva strati, gli vendeva robe, adesso le case che costa 15.000 euro al metro quadrato. Cosa vuol dire? Vuoi farci l'artista? Chi c'è fa, chi c'è paga. Da ragione la signora che dice. E chi è che dopo, quando ti ha da mantenerla, cos'è finito le Olimpiadi? Chi è che tira fuori i soldi? Dimmi, i paesi vicini, che non c'entra niente, che non gasta per niente. Continua a bere come che non mancava niente, è la montagna più bella del mondo, lo sappiamo tutti, è un fiore per gli altri veneti. Ma quando i politici di mezzo gira tanti steli che metà basta e non sappiamo dove si va a finire, e dopo cosa c'entra le Olimpiadi? Va bene, Cortina e Milano, cosa c'entra Milano? È anche un trucco, no? Per riuscire a tappare queste Olimpiadi, chi entra si chiede, perché bisogna sapere le storie, a entrare in mezzo a robe che neanche non ci immaginiamo. Ma una volta che ti va di repo, cosa che ti ha fatto vedere, tutti i politici che vanno in pasta, tutti che fa traffici, tira scheda per tutto. Aiutiamo la povera gente che ha fame, che ha gente che ha veramente bisogno. No, pista da bomba darà in 4, giusto che vada. Cara Mirella, buona giornata a te e al tuo ospite. E brava sta signora perché dice la verità. Grazie Rinaldo, allora andiamo anche a vedere questi fondi comuni, andiamo a Belluno del Bob, andiamo a sentire, poi lo commentiamo con Marina Menardi. Fondi per i comuni confinanti, pista da bob, una questione spinosa. Spinosa che speriamo di risolvere domani con l'Assemblea dei Sindaci di prima e seconda fascia, dove ci confronteremo e cercheremo di trovare una soluzione, soprattutto per definire la possibilità o meno che la provincia entri in quell'accordo di legacy nelle condizioni che sicuramente devono essere diverse rispetto a quelle attuali. L'utilizzo in questa chiave dei fondi di confine da settimane non smette di fare discutere, e non poco, dando vita anche a durissime accuse. In risposta alle polemiche innescate dal PD sulla questione dell'utilizzo dei fondi per la gestione della pista da bob e alle accuse di traccheggiare, dopo le riunioni volute dal presidente del comitato paritetico Dario Bond, verranno convocati tutti i sindaci della provincia al fine di affrontare il tema in maniera allargata e condivisa. L'utilizzo di fondi di confine, noi abbiamo chiara quella che è la posizione nostra, quella che è la posizione di gran parte dei sindaci. Questa è una partita grossa che sicuramente riguarda la legacy olimpica e quindi non mette in discussione quello che è il nostro sostegno alle Olimpiadi, ma è chiaro che nella gestione della pista bob la provincia ha detto che
I fondi del nostro ente non potranno essere utilizzati e i fondi di confine, per essere utilizzati, hanno bisogno dell'avallo dei sindaci, ma soprattutto anche di una modifica dell'intesa, perché questi sono soldi di spesa corrente che in questo momento i fondi di confine non possono essere spesi in questa maniera, ma solo per investimenti. Per il segretario provinciale del PD Alessandro Del Bianco si tratterebbe di un comportamento dovuto a quello che viene definito il terrore di prendere una decisione che vada contro la giunta Zaia. Ho capito benissimo che il PD non vuole la pista, non la voleva, non la vorrà mai, non vorrà i costi di gestione. La pista verrà fatta, la pista è una opera inserita nel dossier olimpico che è stata realizzata su Cortina. La provincia farà il suo ruolo, sicuramente non compartecipando alle spese di gestione. L'abbiamo detto dal primo giorno e continuiamo su questa linea, che secondo me è in linea con quello che dice il PD, ma in questo momento il presidente della provincia è un po' il loro bersaglio. Se va bene così per loro, io non ho problemi. A rincarare la dose da CGIL tramite la segretaria di Belluno Denise Casanova, che in un comunicato esprime una forte contrarietà all'utilizzo dei fondi di confine per pagare per i prossimi 20 anni i costi di gestione di una pista voluta fortemente dalla politica veneziana e romana, rimandando a Zaia e Salvini il compito di reperire i fondi necessari per il dopo Olimpiadi senza che ci siano ricadute sui fondi per i comuni montani. Allora Marina Menardi, mi sembra che questo presidente della provincia Padrin, che è anche sindaco di Longarone, sia sempre stato favorevole a questo colosso che verrà fatto e che si sta realizzando per le Olimpiadi. Tanto è vero che non va molto d'accordo con il partito, che è completamente contrario, ma lui è favorevole. Allora cosa c'è? Che non riusciamo a capire. Cosa c'è sotto questa pista da bob? Quanti soldi ci sono veramente di investimenti? E naturalmente sono soldi. Prima il presidente Luca Zaia parlava di parabob, ma i parafondi pubblici non si possono mai fare prima di spenderli, perché il problema è che i politici passano, ma poi i soldi dobbiamo pagarli sempre ed esclusivamente noi. Siamo noi cittadini con le nostre tasse che poi paghiamo anche queste cose, che loro se ne vanno, però le cose rimangono che hanno fatto, che non hanno pagato. Si parla di anni e anni di soldi. E come sarà questo paese che è anche in forte crisi, il mondo dei poveri che sta aumentando, le aziende che chiudono, le piccole poi non ne parliamo, gli artigiani non ne parliamo, famiglie in grande difficoltà. Eppure si para da un'altra parte, si para dove ci sono milioni e milioni di euro che arrivano, nostri anche, per delle idee che a qualcuno vengono e poi vogliono realizzarle. Il problema è che non si sa come andrà a finire anche in politica col presidente, se farà il terzo o il quarto mandato, perché è il quarto del presidente Zaia, e soprattutto capire questi fondi pubblici. Io farei il referendum quando sono così tanti soldi per chiedere se veramente il popolo vogliono queste cose, perché mi sembra che quando facciamo le interviste si vada tutta da un'altra parte, sono i servizi che servono ai cittadini, la funzionalità. Prego Marina Menardi. Sì, i servizi, infatti i cittadini vorrebbero i servizi, anche la pista. Abbiamo fatto anche una grossa manifestazione a Cortina l'anno scorso, ma evidentemente qui quando si parla di tanti soldi poi i servizi passano in secondo piano, per quelli non portano reddito. Invece in questo caso, con l'occasione delle Olimpiadi, si sono riusciti a ricavare questi 120-150 milioni di soldi, e quindi l'importante era spenderli e far lavorare qualcuno, far fare progetti, eccetera. Ci sono eccetera. I nostri operai, Marina Menardi, su questi cantieri, o sono operai stranieri? Ci saranno anche operai locali, però in realtà insomma molti sono addirittura proprio stranieri, non parlano neanche l'italiano, ci sono arabi, kosovari, ce ne sono un po' di tutti, ce ne sono del sud, però la maggior parte sono, diciamo, manodopera che non è locale, non è del posto. Aspetta, perché abbiamo Gildo da Trevignano, poi continuiamo. Vai Gildo. Sì. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi Moria
fare una lamentela perché mi sono disabile. Prego, Mi sono disabile e conto che sei missionario e mi va a mandare nel Chad. È 6 anni che è nel Chad. Mi vorrei anche che venisse anche a casa, ma per darmi una mano, tutta là. Ecco, non so se sbagli, fai una domanda un po' sciocca. Ecco. No, non è una domanda sciocca, Gildo, non è una domanda sciocca, perché la solitudine e i propri servizi che dovremo mettere a disposizione per questo mondo non ci sono. Ecco, il mondo delle fragilità, specialmente della disabilità, delle lacune incredibili, ecco, e con dei costi anche molto alti che nessuno magari o pochi riescono a sopperire, perciò hai fatto bene, Gildo. Non so con chi dovrai confrontarti, ecco, perché veramente... Ma tuo figlio cosa dice, Gildo? Vorrebbe tornare? È andato, poi ti chiamerò, sei Gildo, vediamo un attimino di capire anche la situazione di Gildo, perché lo sento anche molto depresso. Ecco, capite perché Mirella vuole il contraddittorio? Perché abbiamo questa realtà che avete visto, sorrisi, baci e carezze, e poi dall'altra parte abbiamo lacrime, solitudine, ecco, pochi soldi nelle tasche, non si sa neanche come arrivare alla fine del mese nonostante 2 stipendi, però c'è un altro mondo, un mondo che sguazza nell'oro, anche molto arrogante, sapete. Provate a contrastare qualcuno di loro, come vi risponde, come vi assale. Ecco, io ne so qualcosa perché sono in provincia, adesso c'è questa convenzione che è scaduta, vedremo come andrà a finire, ma cos'è l'arroganza del potere? Ma come si fa a essere arroganti quando sei pagato da noi italiani, dal popolo italiano? Eppure invece di dire grazie, vi ascolto, cosa avete bisogno, proprio diventano proprio dei monarchi assoluti, molti, non tutti, perché per carità ci sono anche delle brave persone, ci mancherebbe, però questa arroganza, questa rabbia, ma cosa vuoi, ma chi sei, ma chi se ne frega di te, io ho altro per la testa. Marina, come la vedi? Tu sei anche una giornalista. Questa rabbia, questa arroganza, i giornalisti che vogliono intervistare, loro non vogliono farsi intervistare, anche hanno molti gesti di stizza, ma questi sono pagati con i nostri soldi. Ma stiamo scherzando? Perché? Perché siamo così. Mi scusa, signor Paron, se lo disturbo, mi scusa, siamo ancora così, purtroppo. Ecco, bravi chi grida di più, chi ce la racconta meglio, quelli sono i bravi che meritano di andare avanti. Prego, Marina Menardi. Sì, è proprio così. Loro, diciamo che questi personaggi vorrebbero solamente avere una visibilità positiva e quindi se le interviste sono scomode, che poi scomode vuol dire fare delle domande, vuol dire chiedere che cosa ha detto, non so, per esempio nel comunicato di Zaia, dell'intervista che abbiamo visto prima, si parla di quanto bella sia quest'opera, di quanto sia iconica, perché adesso questo è il termine che si usa molto, iconico, il capolavoro di ingegneria, eccetera, però lo stesso giorno in cui Zaia ha fatto l'intervista c'era la visita dei membri del CIO, del direttore generale dei giochi, ma non è stato detto che cosa hanno detto, qual è il resoconto dei tecnici del CIO, semplicemente è stato detto che verrà rinviato tutto tra un mese. Quindi perché non ci dicono veramente che cosa Christophe Duby in quel frangente ha detto riguardo alla pista da bob? Era felice, era contento, secondo il CIO siamo veramente in tempo? Questo ancora non lo sappiamo. Loro continuano a dire che a marzo la pista verrà consegnata, però in realtà non abbiamo nessuna risposta definitiva da parte dei membri del CIO, perché è lì che si gioca la partita. Ci sono solo belle frasi, tutto bello, tutto fantastico, e poi le domande, quelle belle, quelle vere, vengono eluse, perché questo è successo, abbiamo letto anche sui giornali locali. Zaia non ha risposto alla domanda che cosa hanno detto i tecnici del CIO, allora si vuole solo apparire sul bello. Il presidente della provincia Padrin, come commenti le sue parole?
Allora, ho ascoltato bene il servizio, no? Perché quello non me l'ero perso e lo sappiamo che Padrino è sempre stato favorevole, ha sempre appoggiato le Olimpiadi, la pista da bob e quindi diciamo è coerente, quindi non si può criticare su questo. Però all'inizio non capivo veramente, ho dovuto arrivare alla fine per capire se lui era per utilizzare i fondi di confine oppure no, perché sembrava all'inizio, nella prima parte dell'intervista, che lui auspicasse che i fondi di confine venissero utilizzati, poi invece ha specificato che questa cosa bisogna deciderla insieme agli altri sindaci, all'assemblea dei sindaci, e poi ci vuole anche una norma che dovrà cambiare l'utilizzo, perché si tratta di spese, cioè il sostegno alla pista da bob è una spesa corrente, mentre i fondi dei comuni di confine devono essere utilizzati per investimento. Quindi non si è capito molto, insomma, se lui sta spingendo per utilizzare i fondi di confine e anche per cambiare la norma. Io non ho capito bene, non so se tu hai capito, se qualcun altro ha capito. Io ho capito che è il partito contro e che lui cerca un po' di allinearsi, ma con gran fatica, perché come dici tu anche dalle prime interviste lui era favorevole, è quello che ha rilasciato è stato detto, perciò si può anche andarlo a riprendere. Quello che non riesco a capire è veramente cosa verrà in tasca a Cortina, a questi albergatori e soprattutto volevo anche parlarne con te di questi alberghi, ecco, che non sono ancora a norma per quanto riguarda il mondo della disabilità, non ce la faranno, pochi riusciranno veramente ad accogliere, visto che dicono che ci sarà un mondo enorme. Ecco, abbiamo sentito anche il presidente del Parabob, ecco, di atleti che arriveranno, dove li metteranno? Marina, allora, tu sai qualcosa? Perché io ho avuto anche il presidente del CIP, Ruggeri, il quale ha dovuto fare anche un convegno a Cortina perché veramente era molto perplesso su come accogliere queste persone che arriveranno con la sedia a rotelle, con tutti i disagi che hanno negli alberghi, perché quasi tutti non sono a norma. Adesso si sta facendo dei passi avanti, ma fino adesso era tutto fermo, o sbaglio? Tu che sei di Cortina, com'è la situazione anche per quanto riguarda il mondo delle disabilità, come ospitarli? Prego. Non sbagli Mirella, fino adesso non si è fatto praticamente niente, in primis da parte del comune di Cortina, che forse doveva essere il primo a partire con mettere, diciamo, cercare di rendere Cortina con le barriere architettoniche ridotte al minimo. E gli alberghi e molti cantieri sono ancora aperti e si sa già che molti alberghi non apriranno per le Olimpiadi. L'Hotel Cristallo, che è quello più grande, è già stato dichiarato dal gruppo che l'ha acquistato, il Mandarin Hotels, che per le Olimpiadi non sarà pronto. Hanno demolito l'hotel Bellevue in centro e stanno ancora scavando per tirar fuori il resto delle macerie, ma è impossibile che tra un anno sia pronto, e così via. E alcuni alberghi hanno fatto qualche adeguamento, però in linea di massima non è stato fatto niente. Il comune ha anche fatto un concorso di idee, però il concorso di idee, che scade a giorni, è arrivato un po' tardi. Io non so se ci rendiamo conto che manca un anno è dopodomani alle Olimpiadi, ancora sulle Paralimpiadi, che sono importantissime anche queste, anzi hanno bisogno forse di adeguamenti maggiori anche per rendere l'accessibilità a tutti. Non si è fatto ancora niente, è tutto incredibile. Sembra che queste Olimpiadi non abbiano portato, diciamo, una cultura, anche una coscienza, diciamo, all'interno del comune, di abbellire la nostra cittadina e di farla un esempio di accessibilità. Cioè, sono opportunità che noi avremmo dovuto cogliere. Cosa possiamo fare adesso in un anno, mi chiedo? Io non so se si riusciranno a fare dei miracoli. Senti Marina, nella seconda parte, se tutto va bene, dovrei avere in presenza anche il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. Cosa vorresti chiedere? Perché lui viene dalla montagna, sa di cosa parliamo, è sindaco, perciò questi temi li sa, li conosce, perché bisogna anche vivere la montagna per sapere le problematiche che ci sono. Prego Marina, cosa vorresti chiedere? Che poi chiederò se arriverà.
Oddio. Sì, De Carlo effettivamente non è mai intervenuto sul discorso olimpico, adesso che me lo dici. Cosa possiamo chiedere a De Carlo? Adesso mi hai messo un po' in crisi. Allora, tu pensa cosa chiedere a De Carlo? Intanto io vorrei anche andare a vedere un servizio, perché veramente siamo veramente con le spalle al muro. Guarda cosa è successo anche in questa, purtroppo in queste zone, non so da voi cosa succede, ma qua i furti ormai non si contano più, la gente addirittura in casa arrivano all'interno delle case con queste persone che ci abitano, ecco, non hanno più paura di niente, saltano le recinzioni anche a viso scoperto. Andiamo a vedere ladri in casa annuale. Cosa è successo mercoledì? E niente, è successo che mi sono trovata in casa, pensavo una persona, alla fine erano due. I ladri? Sì, certo, i ladri. Paura e terrore a Cappelletta di Noale mercoledì scorso durante l'ora di cena, quando Manuela insieme al marito si è ritrovata faccia a faccia con i ladri. E scendo dalla cucina, me lo sono trovata davanti Bello Tranquillo che scendeva le scale con una federa nella quale aveva messo quello che ha potuto trovare. Bottino di circa 1 migliaio di euro tra monili e oro, ladri che hanno agito in camera da letto, ma non lasciando ogni cosa alla rinfusa, anzi riponendola e ripiegandola, come si vede dalle foto scattate subito dopo il blitz. Si tratta del secondo furto subito in appena 2 anni, il primo a gennaio 2022. L'altra sera i ladri sono riusciti ad entrare indisturbati in casa, accedendo dalla porta tagliafuoco lasciata aperta e disattivando pure il sistema di videosorveglianza. Praticamente questo scendeva da qui e l'hanno spento perché abbiamo le telecamere qui, poi ci sono anche dentro. Ladri messi in fuga dalla stessa Manuela, la depredata, che li ha inseguiti fino al cortile. Io, come l'ho visto dentro in casa, non so, non ho capito più niente e ho urlato, ho iniziato a seguirlo, quindi l'ho seguito in questo giardino. Quando sono arrivata qua mi sono accorta che c'era anche un'altra persona che stava già scavalcando. Questo ha corso, ha scavalcato la rete e quando ha capito che io non potevo scavalcare la rete perché ho appunto dei problemi al ginocchio, mi ha sorriso, mi ha detto delle cose che io non ho capito. Incaricati delle indagini carabinieri, il doppio appello di Manuela, il primo anche in qualità di portavoce dei residenti, al sindaco Stefano Sorino. Io questa mattina proprio ho chiesto un appuntamento al sindaco perché secondo me ne senti troppe. È ora che facciamo qualcosa di concreto, non so se servano più forze dell'ordine, adesso magari dico una cosa, una stupidaggine, però c'è anche l'esercito, in alcune città interviene l'esercito, quindi io penso che Noale e le zone limitrofe abbiano bisogno di avere più come dire, che ci siano persone che ci tutelino di più. Infine l'invito alla comunità affinché ciascuno riesca a dare una mano alle forze dell'ordine per la cattura dei criminali. Noi cittadini dobbiamo denunciare, perché io credo che se non arrivano le denunce le forze dell'ordine non hanno del materiale sul quale avere dei riscontri. Io pensavo non che erano in casa, ma che stessero guardando come fare per poter entrare in casa. E invece i ladri erano già dentro casa sua al piano di sopra, che avevano raggiunto usando una scala presa dalla rimessa. I 2 uomini a cui la donna aveva intimato di andarsene erano i pali. Ho preso e ho urlato dalla finestra e visto questi che sono scappati verso Godega. Quindi io istintivamente ho chiamato il mio vicino di casa che chiamasse i carabinieri e io gli ho corso dietro in macchina, ma logicamente loro erano già spariti. Entrati dall'unica finestra con gli scuri aperti, il vetro spaccato mentre i cani continuavano ad abbaiare. Sono le 18:30, alle 21 Caterina vede i vetri per terra quando sale al primo piano, armadi aperti e capisce. I ladri hanno portato via degli ori. Caterina Zava era con il papà in casa, noto imprenditore della ristorazione. 4 anni fa la perdita della madre e moglie dell'uomo. Nelle parole della donna l'esasperazione ma anche la grande forza di guardare oltre. Eravamo tutti e 2 in casa, sì. La sensazione è che non me ne fotte niente di cosa possono fare alla mia casa. È la salute
il stare bene, non ci hanno fatto del male. Sentiamo tantissime cose in giro che derubano, violentano, ammazzano per 2 ore, possono portarmi via tutto. Villa Zava è solo l'ultimo obiettivo in ordine di tempo. In via Molinari a Godega ci sono ville prese di mira anche 5 volte. I ladri sono entrati da qui, scavalcando il cancello e oltrepassando il filo spinato. L'importante è che non ci facciano del male. Io dico, cerchiamo di stare attenti alle persone che stanno entrando, alle persone che vengono anche a lavorare nei nostri campi, perché fatalità si nascondono nei campi. Poco prima la stessa banda avrebbe cercato di entrare in un'abitazione sulla Pontebana accanto al negozio di frutta e verdura. Colpi sono stati denunciati anche a San Fiore, nella frazione di Castello Ruganzuolo, poco distante. Non ho mai avuto paura, mai. E non ho paura adesso perché loro non me ne faranno. La paura è altro. Davanti alla morte di una madre 4 anni fa, i soldi non valgono nulla, sono pari a 0. Allora, Marina, come commenti queste parole, queste donne in prima linea, coraggiose? Soprattutto, cos'è la sicurezza a Cortina? Come si vive a Cortina? Prego, Marina. A Cortina per fortuna la sicurezza non è un problema, nel senso che è un posto dove si vive bene, molto sicuro, non ci sono grossi furti. Abbiamo tra l'altro tutte le forze dell'ordine, qui abbiamo i carabinieri, la Guardia Finanza, la polizia, e c'è lavoro, i ragazzi sono tutti impegnati, molti fanno sport, e quindi diciamo non ci sono situazioni disagevoli, quindi da quel lato stiamo bene, e la comunità in fondo è piccola e ci si aiuta anche, ci si fanno le segnalazioni se c'è bisogno, e la polizia è sempre molto disponibile. Questo è un problema più forse appunto per, diciamo, quella che noi chiamiamo la bassa, intendendo la zona del Trevigiano, di quelle zone lì dove la situazione evidentemente è più critica. Certo, come vedi questa situazione che veramente non si riesce a capire come ci si può difendere? Addirittura durante il giorno in casa non c'è più problema di niente, bande veramente organizzate che arrivano in 2 ore, fanno 2 o 3 abitazioni, poi se ne vanno, ecco, tanto nessuno li ferma, è impossibile fermarli, pochi vengono arrestati. Prego Marina, tu come giornalista come vedi la situazione? Ma io penso che comunque adesso non lo so se veramente le forze dell'ordine non stanno facendo niente, perché comunque queste bande ogni tanto si organizzano, fanno questi raid, e poi però va a finire che spesso vengono anche fermate, quindi io spero che questo succeda. È chiaro che probabilmente non lo so, forse non c'è è una poveretti che non fanno niente, è che non sono all'altezza della situazione, hanno poche persone. Tu hai detto a Cortina si sta bene, li abbiamo, qui non li vediamo perché siamo in tanti e loro sono in pochi e non riescono a gestire i problemi. Ci mancava anche il bullismo adesso e tutti questi ragazzini che ne fanno di tutti i colori. Io vorrei capire veramente come fanno, poveretti, riescono a fare anche troppo visto, ecco, i numeri che hanno, però il problema è che il cittadino è terrorizzato, non c'è più, è terrorizzato addirittura a stare dentro in casa, non solo fuori, e capite che non è di sicuro un bel vivere. Ecco, qua anche il presidente Zaia dovrebbe dire qualcosa, ecco, di iconico magari per quelle persone che vivono questi drammi, che sono veramente dei drammi, e che ti vada bene, come ha detto questa imprenditrice. Ecco, l'importante è che non ci abbiano fatto niente, perché per pochi ori questi ti ammazzano, ti stuprano, te ne fanno di tutti i colori. Pubblicità. Siamo con Marina Menardi, Presidente Comitato Civico di Cortina. Allora, la domanda che vorresti fare al senatore Luca De Carlo, che speriamo dopo di averlo nella seconda parte. Sì, allora la domanda che vorrei fare al senatore De Carlo è la seguente. Qua si è parlato moltissimo della pista da bob a Cortina e mi meraviglia che Fratelli d'Italia non si sia mai espresso come partito su questo argomento. Anche da parte del Presidente del Consiglio Meloni non abbiamo mai sentito dire una parola, nonostante
sia un'opera che sia stata molto dibattuta e contestata, e vorrei capire perché, se è proprio una questione politica e viene lasciata, diciamo, la patata bollente alla Lega, o che ce lo spieghi lui. Un'altra cosa che poi gliela gireremo la domanda al senatore De Carlo, un'altra cosa importante è l'ambiente, questo ambiente meraviglioso, tutti ce lo invidiavano, questa perla delle Dolomiti, vediamo anche le immagini anche dei cantieri. Ecco, cosa vedi? Eppure abbiamo anche molti ambientalisti competenti che sono inorriditi con queste opere faraoniche che distruggono tanto paesaggio, perché abbiamo anche un ecosistema fragile, abbiamo delle cose veramente che se le perdiamo non è che tu pianti un albero e dopo in 5 anni ricresce tutta quella meraviglia che abbiamo abbattuto. Cosa dici? Come si stanno muovendo anche loro per far capire l'importanza dell'ambiente e della vegetazione? Prego Marina. Loro chi, scusa, gli ambientalisti o chi sta facendo le opere? Tutti e due. Vabbè, chi sta facendo le opere mi sembra che dell'ambiente non è che gliene importi più di tanto. Infatti il problema sarà dopo. Adesso vediamo le immagini della pista da bob, lì il cantiere è terribile, proprio hanno sventrato l'area di Ronco per fare una pista, lo ribadisco, completamente nuova. Non si tratta di una ristrutturazione della pista vecchia, lì la pista vecchia è stata smantellata, poi ne stanno facendo una completamente nuova, hanno tagliato molti alberi, lo sappiamo, gli alberi ci mettono 100 anni, quindi possono anche dire che ne rimpiantumano altri 1000, 10.000, ma il danno è fatto. E il problema sarà, e quello che dovranno fare gli ambientalisti, che faremo anche noi come comitato civico, sarà proprio vigilare dopo che venga ripristinato il verde, perché se dovesse rimanere quella cicatrice che hanno fatto senza poi rinverdire, sarebbe veramente una cosa orrenda dal punto di vista ambientale, paesaggistico. Per quanto riguarda, Marina, i servizi alla persona, io ho molti anziani diversamente giovani, come li chiamo io, che chiamano, che vengono a trovarmi, che mi chiedono veramente di aiutarli perché c'è una solitudine pazzesca. Come funziona a Cortina in montagna sia per i diversamente giovani che per i giovani? Com'è la situazione? Cosa vedi tu? Beh, per i diversamente giovani funziona bene, perché qui ormai è da decenni che il comune ha investito su questa fascia di età. Intanto abbiamo una casa di riposo che funziona molto bene, ma non solo per chi dimora fisso, ci sono anche dei centro diurno, poi c'è l'assistenza domiciliare, i pasti a domicilio eccetera, quindi da quel punto di vista andiamo bene. Per i giovani invece il problema è diverso, perché per i giovani non si sta investendo. Adesso gli investimenti che vediamo a Cortina sono tutti fatti intanto per il turista e non per la gente di Cortina. Tra l'altro il turismo anche è orientato al lusso e quindi ci vede tagliati fuori come residenti, mentre per i giovani non si sta facendo praticamente niente, non ci sono investimenti mirati. Per esempio hanno chiuso il convitto scolastico, è stata una delle prime cose che ha fatto questa giunta appena eletta, ha chiuso il convitto senza cercare un'alternativa in modo da attrarre giovani e mantenere le scuole, perché c'è anche quel problema, perché con i numeri in calo, con il calo demografico si rischia qui anche di perdere il polo scolastico. Quindi il mantenimento del convitto era indispensabile, ma per il comune non era indispensabile, perché ha chiuso la scuola Montessori, l'ha costretta a chiudere perché gli ha tagliato i fondi e quindi la scuola non poteva più mantenersi anche quello. Allora investiamo sui giovani o no? Cioè, se non si investe poi sugli asili nido, perché Montessori è nato come asilo nido e poi c'è stata la sezione della scuola, allora è proprio... E come ospedali come funziona? Andiamo a vedere cosa succede invece qui da noi con questa cittadella della salute, sentiamo anche il direttore generale cosa dice, poi andiamo da Marina. Cittadella
Cittadella della Salute, con il trasferimento di tutti i reparti dell'ambito materno-infantile nell'edificio 29 del monoblocco, prende forma il nuovo assetto dell'ospedale Cafoncello, a breve il trasferimento di altri reparti strategici. Verso la fine di gennaio anche la cardiologia interventistica e il reparto di cardiologia, perché stiamo assumendo gli infermieri, anche lì mancavano 3-4 infermieri e adesso con le nuove assunzioni riusciamo quindi a completare. In corso le gare per la nuova macchina del quarto bunker della radioterapia e quelle per la medicina nucleare. Per ultimo, ma non ultimo, tutto il laboratorio centralizzato, sempre in edificio 29, che adesso stiamo facendo la gara europea. Quindi queste 3 cose più di servizi arriveranno comunque, diciamo, entro tra fine maggio e giugno all'interno della Cittadella, e poi avremo completato e, come ho già detto più volte, aggrediremo il problema della Cittadella universitaria. L'ultimazione del trasloco e le nuove apparecchiature consentiranno l'abbattimento delle liste d'attesa per le chirurgie, dalle specialistiche alla chirurgia generale. Noi abbiamo già dato risposte positive per i tumori, per le patologie importanti, per le urgenze, ma dovremo anche abbattere, e questo è significativo per l'anno 2025, chiaramente le liste d'attesa delle altre specialità, cioè degli interventi che non sono né tumori né interventi urgenti, quindi tutte le altre, dall'ernia inguinale per finire all'appendicite o qualche altro intervento di chirurgia vascolare che oggi ovviamente ha dei tempi un po' lunghi. Marina, come funziona da voi gli ospedali? Come funzionano? Avete liste d'attesa anche voi? Ecco, quando state male tutto va bene? Raccontaci un po', Marina. Noi l'ospedale qui al momento è in ristrutturazione, abbiamo solo un punto di primo intervento e alcuni posti letto di degenza, ma il Codivilla fa parte di un progetto regionale e stanno lavorando, lì c'è stato un investimento importante da parte della regione, è stato dato in concessione a una società privata, la GVM, che ne cura la ristrutturazione e la gestione. Siamo ovviamente in ritardo, doveva essere pronto per i mondiali, adesso speriamo che sia pronto, non tutto per le Olimpiadi, ma sicuramente la parte del pronto soccorso di alcuni polimbrillatori, e poi l'ospedale. Marina, guarda chi è arrivato, così lei la fai direttamente la domanda. È arrivato il senatore Luca De Carlo, grazie senatore di essere qui, Fratelli d'Italia. Abbiamo collegato con noi la giornalista Marina Menardi, presidente comitato civico di Cortina, la quale vorrebbe farle una domanda, senatore, perché non sa ancora cosa ne pensate. Prego Marina, guarda, è tutto tuo, eccolo qua. Sì, buongiorno senatore. Buongiorno. Sì, abbiamo parlato prima della pista da bob e ovviamente al di là delle polemiche la domanda che volevo farle era questa: come mai Fratelli d'Italia non si è mai espresso sulla questione della pista, a partire dalla Presidente del Consiglio Meloni, che sulla questione bob e Olimpiadi non ho mai sentita dire niente, ma neanche da lei senatore. Lei ha cercato di rimanere forse un po' fuori per una questione politica, nel senso che ha la firma della Lega o c'è altro? No, assolutamente. Fermi tutti. Allora andiamo a vedere cosa ha detto il presidente Luca Zaia, che è andato in sopralluogo sulla pista da bob, e poi sentiamo come lo commenta il senatore Luca De Carlo. Ci troviamo nel cantiere dello sliding center, quindi della pista comunemente detta di bob, ma è la pista bob Scheletro Slittino, quella che era la pista Eugenio Monti, che è stata smantellata, perché ricordiamo qui c'era una pista, e oggi siamo già in presenza della nuova pista che tra qualche mese sarà anche testata direttamente dagli sportivi. Il presidente del Veneto Luca Zaia in sopralluogo al cantiere della tanto dibattuta pista da bob in costruzione a Cortina, che sarà pronta, garantisce il governatore, per l'appuntamento con i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Insieme a Zaia, l'Olympic Games Executive Director Christophe Duby, il presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, l'amministratore delegato della società Infrastrutture, la Simico Fabio Saldini, e i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà la pista più iconica del mondo, non c'è uno sportivo nel mondo che faccia bob, skeleton o slittino che non pensi di venire qui a testare questa pista, tanto è vero che si stanno già
preannunciando molti eventi, e dall'altro voglio anche ricordare che è la pista progettata anche per il parabob. Quando il parabob, ovvero il bob paralimpico, diventerà disciplina delle Olimpiadi, questa è una pista che sarà in grado di accogliere anche il parabob. Una preomologazione è fissata per il 24 marzo, al lavoro nel cantiere della pista da 1650 metri di lunghezza, 180 persone. Ognuno di voi, ha detto Zaia rivolgendosi proprio alle maestranze, sta contribuendo a un sogno che si sta trasformando in realtà. Di certo questo, come le decine di altri cantieri nel comprensorio, sta ridisegnando il volto di Cortina. Cortina sostanzialmente conosce questo nuovo rinascimento. Quando mi parlavano di Cortina, dei Dolomiti, mi dicevano che c'era il problema della mancanza di appeal, che nessuno investiva più. Ecco, ho avuto, diciamo, questo pensiero, questa intuizione di candidare Cortina alle Olimpiadi. Il risultato sono grandi investimenti, almeno 1.800 milioni di euro di investimenti che altrimenti non avremmo potuto fare, non solo sulle opere olimpiche ma anche sulla viabilità, e dall'altro anche l'attrazione degli investimenti, visto e considerato che sotto gli occhi di tutti Cortina sta veramente vivendo un nuovo rinascimento. E adesso sentiamo il senatore Luca De Cardo, che si esprimerà anche a nome del suo partito, di Fratelli d'Italia, perché lui lo rappresenta in maniera molto importante. Prego, senatore. Beh, innanzitutto noi dobbiamo sapere che, insomma, per acquisire le Olimpiadi le città candidate devono predisporre un dossier. All'interno di questo dossier ci sono le infrastrutture che poi ospiteranno i giochi. In quel caso il dossier prevedeva la pista di bob, e quindi è ed evidenza dei fatti che la pista, volenti o nolenti, ho visto il dibattito, naturalmente non è vero che non mi si sia mai esposto, anzi io ho sempre detto che per le nostre terre, non solo per il bellunese, perché guardate che a volte noi non ci rendiamo conto della portata e dell'importanza di una manifestazione come le Olimpiadi, che non è circoscritta a Cortina, non è nemmeno circoscritta al Cadore, che io ovviamente adoro e amo, non solo per averci fatto il sindaco 15 anni a Calalzo, ma anche perché, insomma, è la terra dove sono nato, e quindi è evidente, ma ha un impatto e un'importanza su tutto il Veneto e su tutta l'Italia. Il fatto poi che sia un'Olimpiade così diffusa, che vada da Milano a Cortina, passando anche per l'Alto Adige e per il miglioramento anche delle loro piste, è un'immagine che noi diamo al mondo che non è seconda a nulla. Basta fare un giro per Cortina, o basta addirittura arrivare a Cortina per rendersi conto di quante siano oggi i cantieri, che magari questi giorni creano qualche disagio. Sì, è evidente, se tu fai i lavori disturbi qualcuno, se non fai niente puoi essere criticato per una cosa solo, cioè di non avere fatto niente. Se invece tu fai 100 cose, la gente può criticarti per le 100 cose che hai fatto. Ma tra le due visioni del mondo, cioè quella di non fare nulla e essere criticato per una cosa, io preferisco, e ho sempre fatto così anche quando facevo il sindaco, quindi quando avevo, diciamo, un impatto immediato sulle cose che facevo, ho preferito fare 100 cose. E quindi basta visitare e vedere quante opere, quanti cantieri, quanti miglioramenti di viabilità che oggi quella parte di provincia di Belluno ha, a fronte magari di un'altra parte, e lo dico perché poi le polemiche nascono sempre tra quelli che magari oggi non sono sulla via delle Olimpiadi e ti dicono, beh, insomma, bisogna migliorare la viabilità anche di Feltre, per esempio, con l'annoso problema della Feltrina, però oggi, grazie alle Olimpiadi, si sistemeranno punti neri e viabilità che altrimenti, se non ci fossero state le Olimpiadi, non si sarebbero potuti sviluppare. La pista da bob è la sfida che i veneti Cortina hanno per i prossimi anni, perché non è tanto l'impatto della sua costruzione, perché vedete, se noi vogliamo fare i giochi dobbiamo avere delle strutture che sono in linea con i giochi che vogliamo fare. Quello che dobbiamo evitare è di avere il risultato di quello che è accaduto quando abbiamo fatto le Olimpiadi in Piemonte, e cioè di una pista di bob che oggi non utilizza nessuno. Noi oggi dobbiamo essere in grado di far sì che quella stazione sciistica, ma non solo, cioè quella perla che è Cortina e che compete nel mercato turistico non con Calalzo di Cadore, non con altre località del bellunese che, per quanto belle e quanto importanti, sono comunque inferiori a Cortina, ma combatte con St. Moritz, con Courmayeur, con stazioni che hanno servizi
di livello top, perché se noi vogliamo attrarre ed essere attrattivi per quel tipo di turismo, che poi ha un riflesso positivo anche sul resto dell'area, perché pensare che una Cortina viva non sia un beneficio anche per le aree che stanno intorno è un errore che potremmo fare. Oggi guardiamo all'interno dell'urbanistica di Cortina, se oggi dopo tanti anni nei quali ci sono alberghi che nessuno ha voluto restaurare, se oggi invece ci sono alberghi restaurati e per lo più la stragrande maggioranza dei quali con la stragrande maggioranza di soldi non pubblici ma privati. Cioè noi dobbiamo guardare alle opportunità che offrono giochi come questo. Se noi invece ci concentriamo sempre, e purtroppo accade, su quelle che sono le difficoltà, certo noi avremo sempre difficoltà, ma le difficoltà si affrontano, non si nascondono sotto il tappeto, ed è per questo il motivo Marina, per cui ci crediamo. come commenti la risposta del senatore Luca De Carlo? Prego. Sì, è vero che le Olimpiadi sono un'opportunità, su questo non c'è dubbio, però se l'opportunità per Cortina rappresenta la pista da bob, non so che cosa porterà come valore aggiunto. Secondo me la pista da bob a Cortina non porta a niente, per il semplice fatto che è una struttura fatta per una manciata di atleti, non ci sono gli atleti, quindi che cosa può portare, che cosa rilancia? Nulla. Infatti il CIO era contrario e questo lo sappiamo tutti, lo saprà meglio di me anche il senatore De Carlo. Ci sono state ancora nel 2021 il CIO è intervenuto in regione spingendo per non fare la pista. Poi la pista è stata fatta per una questione di orgoglio italiano, ma in realtà a Cortina non porterà niente, porterà dei debiti e probabilmente, a meno che non ci sia un miracolo che si metteranno ad andare col bob dalla Val Senales fino alla Calabria, tutti improvvisamente andranno a fare bob, allora avrà un seguito, ma su questo vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda gli alberghi, che ne avevamo parlato prima, Marina? Sulla ristrutturazione degli alberghi intendi? Sì, ma ben venga la ristrutturazione degli alberghi, perché qui abbiamo avuto alberghi chiusi per veramente tanti anni. L'unica cosa è che si stanno tutti un po' diciamo concentrando sul lusso, extra lusso, allora quello non so se potrà essere nel futuro, ma è tutto da vedere, appunto sono cose da vedere, perché l'extra lusso può essere anche un contraccolpo, nel senso che se poi non funziona queste catene poi se ne vanno e quindi potrebbero lasciare, però vediamo, insomma, speriamo che ci siano anche alberghi. Siamo speranzosi, diciamo così, Marina Menardo, tu sei anche una giornalista, perciò sai di cosa parliamo, perché vivi poi questo ambiente come il senatore De Carlo, perciò abbiamo due persone che sanno di quello che parlano. Allora sentiamo Leone da Trebasele, che poi salutiamo Marina Menardo, il senatore invece rimane con noi. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora a me mi sta inquietando un po' questa cosa, che adesso questo bob sarà molto costoso da mantenere. Poi abbiamo la Pedemontana che sarà molto costosa da mantenere. Poi abbiamo il Mose a Venezia che sarà molto costoso da mantenere. Perciò questo mi sta inquietando un po', perché questa regione non è che sia proprio... era Enrico Nordest, come sta andando le cose, non è tanto Florida, perciò mi inquieta un po' tutta questa grande spesa che dovremmo continuare a tenere nel futuro. Ciao Milena, grazie. Grazie a te Leone. Allora come ci saluti Marina Menardi? Direi che quest'ultimo intervento telefonico è stato breve, ma ha sintetizzato abbastanza la questione, che Enrico Nordest rischia adesso di indebitarsi veramente. La ricca Cortina rischia di avere dei buchi di bilancio in futuro. 1 milione solo costa lo stadio olimpico, ma su quello insomma si inghiotte il rospo, perché gira veramente tanta gente attorno allo stadio, dai più giovani alla squadra che gioca adesso nel massimo campionato di hockey, eccetera, quindi va bene, ma se poi ci aggiungiamo un altro milione per la pista, questo per Cortina, poi abbiamo il Mose che costa tantissimo, abbiamo queste opere che sono state costruite, la Pedemontana che ormai sappiamo sarà
indebiterà per i prossimi 20 anni la Regione Veneto, insomma diciamo allora che la tu ci sintesi lasci finale insomma, punto di domanda. Chi vedrà, vivrà, vedrà. Il problema è che ci sono anche molti diversamente giovani che stanno aspettando molte risposte, perché abbiamo avuto anche il Presidente Volpe che è molto preoccupato, senatore, per loro, perché abbiamo dei numeri che veramente dovrebbero far riflettere la politica, e invece dice la politica non ci risponde. Pubblicità. Che abbiamo assieme al senatore Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, abbiamo Sonia Brugnaro. Chi è Sonia Brugnaro? È una artigiana con una storia di panificazione molto importante alle spalle, che per caso ho incontrato una sera. Voi sapete che Mirella incontra tutti, tutto, dappertutto, mi fermo, però io ascolto, non sento, ascolto, che è diverso. E Sonia meritava l'ascolto, perché mi ha chiesto: ma che fine farò io se va avanti così? Io devo chiudere. Ma perché devo chiudere? Perché devo essere sopraffatta da questa nuova industria del pane? Che cos'è il nuovo pane? Perché di questo si parla. E il mio pane è buono, il mio pane che ha una storia, che ha una passione. Ecco, che potrei scrivere non un libro, 3 libri. Nessuno mi ascolta, Mirella. Adesso io parlo con te, e io l'ho invitata assieme al senatore De Carlo, a nome anche di tanti artigiani che ci stanno ascoltando, che vorrebbero avere delle risposte, sapere come finirà questi negozi che chiudono in continuazione, piccoli, mangiati da questa enorme multinazionale dappertutto, che ormai risucchia. Allora, cosa vuoi dire al senatore De Carlo, Sonia? Raccontiamo la tua storia intanto. Beh, allora, io ho iniziato quando avevo 15 anni, perciò a 15 anni proprio mi alzavo a mezzanotte. Una ragazza di 15 anni di solito cominciava a fare... Esce a mezzanotte? Beh, una volta anche no, meno, adesso. Tornava una volta. E mi alzavo, ero disposta a fare i sacrifici, lavorare. Ho iniziato con i miei fratelli, perciò si lavorava in famiglia. C'era questa armonia del lavoro in famiglia. E niente, ho preso questa passione. Sono ben 40 anni, solo che questi ultimi anni stanno diventando veramente tanto difficili, per quanto cose che ti possono inventare, per quante cose si cerca di fare di tutto, anche perché io sono una combattiva sul mio essere, sul mio lavoro, sul mio tutto, faccio il possibile. Non dico dopo il Covid, è stata la rovina di questi piccoli artigiani, lo Stato non ci ha aiutato per nulla. Cos'è che ti preoccupa di più, Sonia? Mi preoccupa che sono cambiate le cose, cioè nel senso, una volta gli anziani venivano sui piccoli negozi, ok? Allora avevi questo rapporto tra negoziante e cliente, facevi una parola, ridevi, si scherzava, tanta gente veniva anche a piangere, magari si confidava. Lo sfogatoio classico. Bravissima, lo sfogatoio. Adesso non c'è più. Perché allora gli anziani, poverini, cominciano, i giovani purtroppo si lavora in 2, e dove vanno? Perché io cerco anche di capire la situazione. Vanno a fine lavoro, vanno dove si trova tutto, dal pane a roba già fatta, al fiore, alla pianta, al fiore, la pianta, tutto alla quanto. vite, al martello, tutto. Allora io là ho studiato, va bene, pomeriggio dopo il Covid non si lavorava, allora anche perché la vita è diventata cara, dalle bollette ai fornitori, cioè tutto è aumentato, mi sono concentrata sul mattino, io alle 6 apro, ok, si ha un po' di pane, di dolci, questo e quello. Cerco di inventare sempre per dare un qualcosa. E niente,
mi preoccupa perché la gente non capisce che sulle grosse distribuzioni non si trova più la cosa genuina. Magna e Tasi. Magna e Tasi, brava. Senatore De Carlo, Magna e Tasi, sta buono, te ga tutto, vai. Come commentiamo anche questa donna, questa imprenditrice, questa artigiana? Inizio con una battuta, intanto a me potrebbero dire Tasi, perché Magna Merangio, insomma, penso che se vede. Si vede. Dopo vedrete cosa ha portato anche il senatore De Carlo, sì, a proposito. Però intanto qualche riflessione e poi una cosa pratica proprio per i panificatori che io ho a cuore. Pensate che quando ero sindaco, un ragazzo di Calalzo, facciamo anche pubblicità, insomma, il mio amico Tony Del Favero, apre un panificio. E tutti, insomma, tra l'ostracismo un po' generale, no? Come farà un giovane aprire un panificio, ce n'è già abbastanza, dura poco e quant'altro, la realtà è che in tanti anni ha aumentato la sua vendita e oggi è un punto di riferimento e tanta gente del paese, e non solo, vengono da lui perché fa qualità, perché comunque si è inventato cose particolari, perché fa degli ottimi panettoni tra l'altro, e quindi tanta attrattività. Molto più difficile di una volta, perché oggi è vero, la gente va, ed è anche colpa un po' della velocità con cui viviamo, sì, cioè certo. Se una volta l'anziano poteva venire a fare la spesa e intrattenersi qualche ora è perché magari lavorava un membro solo della famiglia, il secondo poteva permettersi di stare a casa. Oggi con il fatto che dall'euro in poi bisogna lavorare tutti, dal fatto che abbiamo dei bisogni che allora non avevamo, perché la macchina magari ce n'è una per famiglia, adesso dobbiamo mantenerne due, telefonini ce n'è uno in più dei numeri dei nuclei familiari, per cui ci sono dei bisogni in più, tutti devono lavorare. E in più c'è la velocità. Oggi, tra l'altro, lo dico perché noi stiamo facendo la legge sullo spreco alimentare, o meglio stiamo migliorando una legge che c'è già per tutte quelle cose che finiscono nella pattumiera ma sono ancora buoni e che sono stimate nel 30% della spesa. Perché lo dico? Lo dico perché acquistiamo tutto troppo velocemente, perché viviamo velocemente. Pensavamo che il fast food fosse diciamo così la massima espressione di questo mondo cambiato, no? Noi italiani abituati a stare con due gambe sotto la tola e mangiare bene con calma, abbiamo scoperto che c'era già una parte del mondo, in questo caso gli Stati Uniti, che mangiavano velocemente panini e quant'altro. Da noi non ha attecchito molto questo sistema. Anche se hanno tentato. No, ma pensate che McDonald's in Italia, e qui non occorre, McDonald's in Italia utilizza l'85% di prodotti italiani. Cioè, paradossalmente, è uno dei ristoranti più italiani che ci sono in Italia. Perché? Perché noi, mercato, noi cittadini l'abbiamo condizionato. O fai così, oppure in Italia non sfondi. E quindi, contrariamente alle altre parti del mondo dove McDonald's ha imposto il suo metodo, in Italia l'ha subito. Perché l'italiano medio, se no non o meglio, ci andava una volta, ci vai, perché magari tuo figlio ti dice andiamo a mangiare il Big Mac Meal, andiamo a mangiare l'Happy Meal, però dopo non ci vai più. E quindi è cambiato. Invece noi dobbiamo abituarci a ritmi diversi. Però il paradosso del pane, che io è una cosa che mi ha colpito da subito, è che non ci fosse una legge che oggi normava cos'è il pane artigianale e cos'è il pane industriale. Per cui una delle prime cose che ho fatto quando sono diventato presidente della Commissione agroalimentare del Senato è stato prendere tutte le leggi che c'erano, anche della legislatura precedente, anche non di centrodestra, tutte leggi sul quale avevano lavorato tutti i partiti politici, l'ho presa, l'ho fatta mia, ho detto a chiunque volesse firmarla di qualsiasi partito, perché non mi interessava che fosse una cosa di Fratelli d'Italia, e adesso stiamo con un po' di fatica, lo raccontavo prima fuori onda, anche perché gli interessi sono tanti e contrapposti. Perché quando tu dici io faccio il pane artigiano, la pasta madre, oppure io lavoro nella grande distribuzione e sforno pane ogni ora, è una pubblicità che si legge spesso, no? Non sforna pane, scalda pane ogni ora, no? Però dovremmo dire. Quindi noi adesso dobbiamo disciplinare tutto ciò e farlo in modo che il consumatore abbia sempre chiaro se si tratta di pane fresco o pane riscaldato o pane diciamo così precottura e poi. Questo perché il consumatore possa sempre scegliere. Poi io mi auguro che scelga sempre il pane fatto dalla signora, fatto artigianale, sapendo che ci sarà comunque sempre una parte che sceglierà quel tipo di pane, perché andrà a comprare in un posto solo tante cose, però non dobbiamo con questo penalizzare chi
lo fa bene e lo fa, tra l'altro, io ho incontrato un sacco di persone quando ho fatto le audizioni sul pane, esaltando i territori locali, perché quando ci sono quelli che utilizzano le farine di un determinato posto, non solo vendono un cibo, vendono anche i saperi che diventano sapori di una terra, e questa è la cosa straordinaria. Noi in Italia ce lo diciamo poco e in Veneto ce lo diciamo ancora meno, abbiamo un record mondiale di DOP e di GP, cioè siamo il paese che fa più, la nazione che fa più qualità nel mondo, e tutti ci copiano, tant'è che copiare l'agroalimentare in Italia vale 120 miliardi. Questa regione, il Veneto, è la regione che ha più DOP e DGP in Italia, quindi questa terra è la regione che fa più qualità nel mondo. Noi certe volte ci dimentichiamo, e ci dimentichiamo magari di quelli che contribuiscono a farlo, che sono quegli artigiani che da tanti anni continuano con l'innovazione, perché voi non avete le stesse macchine di quando lei aveva 15 anni, signora. Oggi avete delle macchine diverse, certo, delle conoscenze diverse, però portate avanti una tradizione con l'innovazione. Io mi sono preso questo impegno, lo rifaccio qui davanti ai tuoi telespettatori, che so essere sempre tanti, ma lo faccio perché ci credo nel fatto che il consumatore possa scegliere quello che vuole. Per me, se uno vuole mangiarsi una suola delle scarpe, se la mangi pure, però deve sapere che questa è una suola delle scarpe e questa è una cosa fatta in maniera artigiana. Senatore, è vero quello che lei dice, però purtroppo in Italia abbiamo una cosa meravigliosa che tutti ci copiano, e non siamo noi due, la creatività del popolo italiano. Ed è questo. Ed è stata colpita proprio quella. Chi è che è stato colpito, senatore? Primis l'operaio. L'operaio, che è la spina dorsale delle aziende, perché se l'operaio non lavora non ve ne sia per nessuno. Eppure l'operaio è rimasto fermo anche con gli stipendi, però si pagano i CEO, queste persone che poi non si riesce bene a capire, perché non tutti sono bravi, si spostano. Dopo vi racconto un aneddoto che vi farà E poi si è colpito l'artigiano, piccolo artigiano. Si è colpito quella fascia media, avevamo il bianco, il nero e il grigio. Loro erano il grigio, questo grigio che metteva continuamente soldi nell'economia, perché faceva girare i soldi tutti i giorni, tutte le mattine. È stato colpito a morte. Noi ne abbiamo pochissimi rispetto a quelli che avevamo. Prima Leone diceva Enrico Nordeste. Enrico Nordeste era fatto di queste persone, di operai, di artigiani, di agricoltori. Eppure la politica ha colpito proprio quello che era il traino del paese. E allora lei dice: io sto facendo, e ha ragione, e fa bene a dirlo, perché se lei non viene non lo sappiamo, perché questo non l'abbiamo mai sentito. Per fortuna l'ha detto e lo sappiamo. Però in attesa che si faccia qualcosa di buono, perché le cose per loro, per la politica in genere, cioè la pista da bob, il ponte di Messina, la quarta corsia, quelle si fanno. Ma quando si deve fare qualcosa per l'artigiano, per l'operaio, per il pensionato, si paralizza. Bisogna vedere, bisogna essere d'accordo, bisogna che facciamo squadra, non tutti sono d'accordo. Ma noi abbiamo visto che quando volete la squadra la fate, portate a casa i risultati. Allora, la grande opera chi è? È l'uomo, è il popolo italiano. Questa è la grande opera d'arte che avete la fortuna di amministrare, perché loro vi danno fiducia, vi eleggono, e sì, noi siamo con le spalle al muro, perché hanno tolto anche le preferenze. Noi dobbiamo votare chi ci troviamo nel listino bloccato e magari non conosciamo, non sappiamo niente, non c'è trasparenza. Io lo dico tutte le mattine, senatore, su quello che fate, i soldi che vengono spesi. Non tutti possono andare in internet a vedere. I diversamente giovani hanno diritto alla trasparenza, perché magari non sanno adoperare la nuova tecnologia, ma dovete venire a spiegare cosa fate con i soldi, specialmente con la montagna di soldi. Questi sono soldi nostri, voi passate ma noi rimaniamo, e se abbiamo preso una fregatura poi ci dobbiamo anche ripagarla, perché tanto voi non è che la pagate con i soldi vostri. Speriamo di rimanere anche noi. Parlo in generale, senatore, però in generale è così. Abbiamo visto anche al sud queste opere infinite che sono costate. Allora la nostra paura non è perché non crediamo alla pista da bob, non crediamo al ponte di Messina, è che molti non credono più alla politica, perché abbiamo degli esempi che sono terribili. Se un 50% non va a votare, senatore, vi sarete chiesti, parlo sempre in generale, non a lei, come mai il 50% non va più a votare? A lei, senatore. Oh, bello, sono contento. Allora, tutto vero, comprensibile, perché gli esempi negativi condizionano
e fanno far brutta figura anche agli esempi positivi. Io faccio sempre l'esempio degli extracomunitari. Quando noi diciamo che gli extracomunitari sono tutti uguali e si comportano male, i primi che si offendono quando c'è un extracomunitario che si comporta male sono gli extracomunitari che si comportano bene. Perché questi dicono: perché io devo pagare il conto doppio rispetto a comportarmi bene e poi essere messo... Vale anche per i politici, vale per i giornalisti, vale per gli artigiani. Quando c'è un artigiano che si comporta male rischia di in qualche maniera gettare discredito su tutta la categoria. Io sono d'accordo che i politici abbiano bisogno di dimostrare un'etica ancora maggiore rispetto a quelli che non fanno. Perché? Perché abbiamo un mandato pro tempore, nessuno di noi deve sentirsi rappresentante del popolo ad eternum. Non esiste. Io ho fatto il sindaco 3 mandati, quindi si poteva fare 3 mandati sotto i 3.000 all'ora, poi è stato aperto a tutto fino a 15.000. Ho fatto il sindaco 3 volte. Ogni volta sono andato dagli elettori a dire: vi sono piaciuti 5 anni prima di De Carlo? E gli elettori mi hanno premiato per 3 volte. Poi sono passato ad occuparmi di un'altra cosa, ma ho cercato di tenere lo stesso approccio che ho tenuto da sindaco, e questa è una straordinaria differenza tra chi ha fatto l'amministratore locale e chi non lo ha fatto. Io me ne rendo conto in Parlamento. Io mi trovavo nella legislatura scorsa, quando facevo l'opposizione pressoché da solo, noi di Fratelli d'Italia, perché stavano tutti assieme, tranne noi, Governo Draghi, ci siamo trovati a dover fare l'opposizione a persone che non avevano amministrato nemmeno la cuccia del cane. Cioè c'era gente che non aveva mai fatto un minuto da consigliere comunale e veniva magari a spiegare a me, che avevo fatto, ero ancora sindaco, come si doveva gestire un comune. Allora io sono perché tutti naturalmente e ovviamente possono dire la loro, però è altrettanto vero che quando guardiamo quel 50% di gente che non va a votare, che è una cosa su cui tutti noi ci interroghiamo tutti i giorni, perché anch'io quando in comune dicevo: dai, vieni a votare, no, tanto è tutto uguale. Non è tutto uguale tra la visione di un mondo e la visione dell'altro mondo. C'è sì la parte che è disillusa dal fatto che la politica si sia comportata male, però io non vorrei con questo giustificare anche quelli che non si sono mai occupati della cosa pubblica, e lo vediamo nei comuni. Quando tu vai a qualcuno nei comuni a chiedere: vieni in lista, no, a me non interessa, io devo farmi gli affari miei, e quindi di contro non va nemmeno a votare, quella parte lì non è una parte disillusa della politica, è una parte che non ha voglia di impegnarsi per il prossimo e sul quale dovremmo fare un'altrettanta attenta riflessione, perché non è possibile che ci siano un 50% di popolazione che si occupa della cosa pubblica sapendo che la cosa pubblica è la cosa di tutti, e ci sia una parte di popolazione che pretende di non far nulla e di criticare solo. Ti faccio un esempio banalissimo: la neve. Cade la neve, il comune ha l'obbligo, e l'ho fatto per 15 anni, di pulire le strade. La strada davanti al tuo marciapiede, cioè di casa tua, se ognuno di noi facesse 10 minuti la pulizia di quella parte, anziché dire il comune non è ancora passato, noi passeremmo da quello stadio di insofferenza e di disillusione della politica ad un ruolo di esempio rispetto alla politica. Quanti sarebbero i politici che allora dovrebbero impegnarsi ancora di più perché quello fosse pulito? Perché per risolvere i problemi della gente. Io credo che la verità anche in questo caso sia nel mezzo. Da una parte un 50% di politica che ha disilluso, e da una parte un 50% di cittadini che non si sono mai occupati della cosa pubblica, che hanno sempre preteso che lo facessero gli altri e che l'unica attività sia stata quella di criticare le persone che lo facevano. Ecco, io credo che questo aiuti, aver fatto l'amministratore comunale aiuti a capire quali sono le persone che lo fanno veramente con costrutto e quali sono quelle che lo fanno per polemica. Dopodiché è vero, io ti cito un caso che ho vissuto sulla mia pelle. Io ho fatto l'audizione nella mia commissione che presiedo, industria, del CEO di Stellantis, il famoso Tavares. Tavares che ha massacrato su mandato della sinistra, perché è la sinistra che voleva la folle ideologia green per cui tutte macchine elettriche, tutto entro il 2035 via i motori diesel, ha fatto su mandato loro quello che ha guidato l'azienda Stellantis ad avere un'azienda che faceva solo elettrico o che avrebbe voluto fare solo elettrico. Il risultato qual è stato? Che ha massacrato non solo il mercato, non solo l'Italia, ma l'intera Europa. È venuto, sai quanti milioni aveva preso, quanto è stato il suo compenso dell'anno scorso? 36
milioni di euro. Sai perché 36? Perché lui, per dare l'esempio, si è tagliato il 10%, altrimenti avrebbe preso quasi 40. Ecco, allora io dico, a fronte di dipendenti che tu mandi a casa perché hai sbagliato la programmazione, perché l'ideologia ti ha condizionato, tu dall'altra parte c'hai un CEO che tanto l'hanno mandato a casa anche lui, però perché? Perché finalmente il governo li ha presi per le orecchie. Finalmente li abbiamo presi per le orecchie e gli abbiamo detto, guardate che in questi, dal 1973, signora, Stellantis, cioè prima Fiat e poi gli altri nomi che hanno avuto, hanno ricevuto dalla politica, cioè da noi, 220 miliardi. 220 sì, miliardi, però, a fronte di un'azienda che ha sede all'estero, a fronte di tagli dei posti di lavoro. È vero quello che lei dice, però adesso siete voi il governo. Infatti. Siete voi adesso che dovete, ed è questo che stavo arrivando, in tempi ristretti, brava, dare risposte, prego. E quindi abbiamo preso per le orecchie Stellantis dicendo e facendo in modo che non dismettesse nessuna delle sue attività in Italia, tant'è che firmano, vanno al MIT col ministro Urso e firmano che non avranno nessuna dismissione nei prossimi anni di nessuno degli stabilimenti, quindi uno Stato presente. Abbiamo fatto la revisione fiscale, stiamo andando verso un fisco amico soprattutto di quelle categorie che la ricchezza l'hanno prodotta, perché qualcuno ci ha fatto credere per tanti anni che bisognava distribuire la ricchezza prima di produrla. Noi crediamo invece in chi come voi produce la ricchezza, poi la distribuiremo a quelli che fanno fatica. La ricetta degli altri è stata fare lavorare, dare soldi alla gente che stava sul divano, ricordiamo tutti il reddito di cittadinanza. Abbiamo una telefonata, senatore Giusi, vai Giusi. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, posso cambiare discorso? Prego. Volevo chiedere al senatore De Carlo, ma perché dobbiamo chiuderci, senatore, in casa alle 7 di sera? Siamo noi carcerati, ma perché le telecamere sono utili solo per rintracciare i ladri, però dopo li portano in caserma, danno i loro dati e poi liberi quel coltello in tasca. E allora parlano di aumentare la sicurezza con le zone rosse, non li mettono, devono metterli su un charter e portarli nei loro paesi, perché noi siamo stanchi, dobbiamo vivere con la paura che ti distruggano la casa, che ti accoltellano e va in carcere. Con i nostri soldi li mettono, quando riescono di metterli dentro in carcere, col nostro mantenimento. Ma perché, dottor De Carlo, non fate niente per queste cose qua? Siamo stanchi, inutile di fare le zone rosse, di mettere tutti questi militari. Molto chiaro, Giuseppe, può andare avanti se no così. non ce la facciamo. La sicurezza, ne abbiamo parlato anche prima nella prima parte, questi imprenditori che veramente, queste donne soprattutto che hanno parlato, che hanno detto per fortuna che non ci hanno fatto niente, e quello è l'importante, però anche qua bisogna dare risposte. No, bisogna dare risposte e come, ma infatti il ministro Nordio a queste risposte le sta dando e come. Non è un processo facile, perché voi sapete, avete visto quanta resistenza ci sia in tutto questo. Per una parte della politica dovremmo occuparci di quelli che stanno dentro le carceri. Allora io sono a favore del fatto che dentro le carceri bisogna avere un trattamento umano, però è altrettanto vero che quelli dentro le carceri ci sono andati perché si sono comportati male, non come la signora che è costretta di stare dentro la sera alle 7 perché qualcun altro si comporta male. La vera giustizia c'è quando a fronte di un reato che tu commetti c'è una giusta pena e non una giustificazione costante e continua di quello che ha fatto il malvivente e non quello che ha fatto la... Pensate a tutta la polemica sulle forze di polizia, ma oggi secondo voi è facile fare le forze dell'ordine? Quando chiunque con un telefonino può mettere in dubbio il tuo operato, addirittura facendo pensare che il delinquente sei tu. Su questo stiamo lavorando, su maggiore tutela alle forze dell'ordine, che io approfitto anche in questa sede per ringraziare, perché guardate che io ne incontro tantissimi ed oggi, se noi non ci rendiamo conto che è lo Stato che ci deve difendere, lo Stato non è il Far West, non è ciascuno che difende la propria abitazione con il fucile di un giorno di ordinaria follia. Lo Stato ci deve difendere, ma per farci difendere dalle forze dell'ordine dobbiamo cominciare a rispettarle e rispettarle anche attraverso leggi eque che non debbano
fare in modo che siano loro a giustificarsi quando accade un fatto come quello dell'inseguimento, nel quale era palese che uno, se non si ferma e tu sei la polizia cosa deve farti? Mandarti i salutini? Però senatore, molti occhi puntati su questi barconi che arrivano con questi poveri disperati. Io mi ricordo quel bambino sulla spiaggia, non so se abbiamo ancora le immagini, e vorrei vedere quanti di noi non avremmo soccorso, mentre abbiamo le bande dall'est che arrivano indisturbati, 1 ora e mezza sono già a casa, mettono a soqquadro i paesi, fuoco e fiamme, purtroppo con le forze dell'ordine che non possono fare quello che vorrebbero fare perché non hanno i numeri per farlo, e arrivano a casa indisturbati. Ecco, questa è la foto, vede senatore, che quello è la foto che purtroppo succede e accade quando non si contrasta efficacemente l'immigrazione clandestina, e soprattutto quelli che con l'immigrazione ci guadagnano, perché questa povera gente costretta ad andare via dalle proprie terre è perché è sfruttata da quelli che guadagnano sul loro passaggio. Non è un caso che da quando l'Italia si è posta in maniera differente sul tema immigrazione tutta l'Europa ci stia seguendo, e infatti gli sbarchi del 2024 si sono drammaticamente abbassati rispetto all'anno prima, che i rimpatri siano assolutamente maggiori rispetto a quelli dell'anno prima, perché noi non vogliamo che succedano tragedie come quella di quel ragazzo. Noi vogliamo che ciascuno, e l'abbiamo fatto col piano Mattei in maniera concreta, che vuol dire anche dando risorse ai nostri imprenditori perché creassero le condizioni di lavoro per fare ciò che lavoro in Italia non possiamo fare, non concorrenza all'Italia, ma per fare in modo che le persone non siano costrette ad immigrare. Noi crediamo nel diritto che ciascuno ha di rimanere a casa propria. E per fermare queste bande che arrivano dall'est? Per fermare le bande che arrivano dall'est, innanzitutto dobbiamo capire che di là il confine è più permeabile, perché abbiamo paesi che sono dell'Unione Europea, che sono particolarmente, diciamo così, hanno una particolare attitudine a voler svuotare le loro carceri e mandarli da noi. Su noi torniamo al nostro vecchio grandissimo cavallo di battaglia, che per cui uno che compie un reato lo deve scontare nel paese di provenienza. Vedete che tutti quelli dell'est, se sanno che finiscono in galera da loro, difficilmente compiono gli atti che compiono in Italia. Invece qui hanno tutti la diciamo così, presunzione che tanto, come dice la signora, 2 giorni e siamo a casa. Allora, Sonia Brugnaro, dopo questa lunga, hai sentito tante proposte dell'assessore Luca De Carlo, speriamo anche che riesca veramente, che queste proposte si mettano tutti d'accordo e che vengano attuate. Sì, ma c'è un governo che ha voglia di noi fare. Vogliamo adesso più che parole agire, Infatti, abbiamo bisogno che la politica agisca. Cosa vuoi dire? Ecco, cosa vorresti chiedere tu al senatore De Carlo e alla politica in generale, Sonia? No, perché non ci sono neanche dei piccoli aiuti per queste piccole imprese, nel senso, come ha detto prima, le grandi aziende vengono aiutate, per i piccoli non c'è proprio nulla. Paghiamo le tasse, il 70%, abbiamo fatto quello che guadagna i 20-30 mila euro annui paga la stessa che quelli che pagano, sì, non so se mi spiego bene. Sì, ho capito, adesso le rispondo volentierissimo. Questo non trovo, è giusto pagare le tasse, però in base, proporzionalmente. Esatto. Giusto. Sebastiano, poi sentiamo la risposta del senatore De Carlo. Vai Sebastiano da Abano. Buongiorno signora Milena, lui e cari ospiti, buongiorno. Niente, io volevo parlare sulla sicurezza. Noi stiamo condannando tanto le forze dell'ordine, io no, perché io li amo le forze dell'ordine. Io dico, anche su quel caso di Rimini, quel comandante che ha ucciso quel terrorista, perché si crea e quello era un terrorista che ha coltellato 4 persone, cioè quel comandante intanto è stato indagato, intanto quel comandante purtroppo si deve pagare le spese di tasca propria. Ora io dico, in uno stato serio, quando c'è un comandante dei carabinieri che spara per legittima difesa a uno che ha tentato di coltellare 4 persone, ma che doveva fare? Io sono sicuro, guardi, che se noi italiani gli diciamo noi abbiamo pochi cacce, vi dobbiamo mettere una tassa che so di 20 euro al mese,
per costruire i carceri e la gente sta in galera, io sono convinto che gli italiani sarebbero tutti d'accordo, gli italiani per bene, perché io il primo pagherei delle tasse anche in più, però voglio dei carceri veri e voglio le persone che commettono reati gravi che devono stare in galera. Molto chiaro, scusate un secondo, ma capite bene che non è facile avere queste persone in prima linea col contraddittorio con voi, con gli ospiti che ho, perché è molto importante, perché hanno il coraggio di mettersi la faccia, perché voi fate le domande, gli ospiti ci sono che chiedono risposte, ma soprattutto il senatore De Carlo ha detto una cosa importante, ha citato un nome, Stellantis, io ne citerei un altro, io citerei Del Vecchio. Io lo cito sempre, senatore, perché era uno che era come dal niente, come ha detto la nostra Sonia, che ha creato però, che ha investito dove? Nella famiglia. Chi era la famiglia? La sua famiglia e gli operai. Questi operai che lui, quando aveva anche delle risorse, li dava agli operai. Addirittura voleva fare, ve l'ho detto, no, che voleva fare un grande ospedale, e però la regione non gliel'ha permesso. Tanto è vero che politici al suo funerale ne abbiamo visto veramente pochi, senatore. Questo uomo che ha fatto dell'Italia veramente un fiore all'occhiello, guardate cosa è riuscito a fare. Questo imprenditore che però credeva, Sonia, in quello che faceva, investiva su quello che faceva. E dove investiva? In fabbrica, nella grande famiglia che erano gli operai che lo hanno fatto. Io non ho mai visto gli operai piangere quando muore l'imprenditore, noi abbiamo visto gli operai che piangevano, eppure questo era italiano, era nostro, era veneto, senatore De Carlo. Eppure la politica non è che lo vedesse così bene, perché era un illuminato, era una persona che voleva creare. Il senatore ride perché, d'accordo, sapete, lui lo sa. Ride perché a Belluno ci sono buoni esempi. Ecco, buoni esempi. Eppure la politica, come dice Sonia, aiuta poco quello che è un illuminato, che ha voglia veramente di investire. Deve andare all'estero. Io ho avuto degli imprenditori che dicono: Mirella, all'estero vengono a prendermi con la Rolls Royce, qua non mi guardano neppure. Ecco, anche qua la politica deve cambiare visione, investire su quello che è il nostro DNA, la creatività, i grandi illuminati. Avevo la quinta elementare, sono diventati nei numeri uno nel mondo, senatore. Questo è quello che perché li abbiamo ancora e sono i nostri giovani, ma se non li andiamo a prendere e cerchiamo di capire la loro creatività, perché siamo noi che dobbiamo fare questo, non loro. Sonia non avrà più dipendenti, Sonia pagherà continuamente le tasse, ma non ce la farà, perché dov'è che rimane in piedi Sonia? L'ha detto, dobbiamo anche noi avere dei contributi. Prego, senatore. Ma intanto a me fa piacere che citi Del Vecchio, perché insomma da rappresentante bellunese del territorio è ovvio che è un esempio che io sento molto vicino a me. Io non ho visto tutto questo ostracismo però della politica, però mi piace ricordare e dire che Del Vecchio, che non era bellunese, è venuto in Veneto perché era il tessuto produttivo del Veneto che meglio corrispondeva alla sua idea. E guardate che non è una baggianata, cioè uno si sposta dal suo luogo, viene da noi perché da noi sa che le maestranze, cioè quelle che hai citato giustamente, gli operai, qui avevano una professionalità e una storicità e una voglia di lavorare che da altre parti non trovano. È inutile che ce lo nascondiamo, è una cosa reale. Poi dopodiché, che Del Vecchio sia il massimo esponente e un'impresa che ha internazionalizzato, quello lo ha fatto utilizzando skills e bravure che vanno oltre la quinta elementare, cioè il suo approccio, i suoi principi, però dopo diventare così, avere la visione di comprarsi le ottiche per vendere direttamente, è una visione di un management, cioè di manager più sveglio, cioè ancora più grosso. Lui ha saputo utilizzare tutti, ma la forza di questa regione qual è? È sempre stato lui nel grande, ma anche nel piccolo, il fatto che un'azienda sia una famiglia. L'azienda è sempre stata una famiglia. I dipendenti che lavorano da Sonia sono dipendenti che, se non hanno straordinarie motivazioni, non se ne vanno, pur facendo un lavoro
drammaticamente difficile, perché lavorare di notte, cosa che io ho fatto, ho guidato il camion del latte, della Latte Busche di notte, so quanta fatica si faccia. Per cui è il tessuto proprio, è il fatto di essere veneti che ha sempre messo insieme. Non sentirete mai un operaio veneto chiamare il suo datore di lavoro prenditore. Da altre parti l'abbiamo sentita, quindi questo è un merito che noi abbiamo e che dobbiamo dirci che abbiamo, altrimenti facciamo sempre finta che noi siamo uguali agli altri. E dobbiamo aiutare. Dobbiamo aiutare, perché aiutare loro significa aiutare noi. E far partire Chi non lo capisce, e far ripartire l'economia. dopo dico cosa abbiamo fatto. Giacomo da Cavallino Treporti, vai Giacomo. Buongiorno e grazie dell'opportunità che mi date di parlare. Vorrei parlare in linea con questo signore, che io ho avuto la fortuna, ho avuto la fortuna di lavorare con dei rumeni, una trentina di persone, brava gente. E quando io avevo la fortuna di andare a lavorare anche di domenica, e mi portavo via il gazzettino e leggevo e dicevo: guarda Fiorello, guarda qui, rumeno ha rubato di qua, rumeno ha rubato di là. E allora loro mi dicevano: Giacomo, vengono qui in Italia perché da noi li mettono sulle miniere a lavorare, invece da noi li mettono in galera. Adesso gli fanno una legge che gli mandano la moglie o la fidanzata per fare l'amore e non è mai finita. Allora io dico: vai in galera perché hai commesso, ti devi comportare da, non dico galeotto, da carcerato. Esito, perché un detenuto in Italia, mi hanno detto, costa 500 euro al giorno. Grazie caro Giacomo, quello che hai detto è una cosa importante. Hai detto: io ho lavorato con questi rumeni che hanno brave persone. L'ha detto prima il senatore, che non bisogna fare di tutta un'erba un fascio. Il problema è che se continuiamo sempre a parlare del diverso come un stupratore, un delinquente, un ladro, non ne veniamo fuori. Noi dobbiamo avere gli esempi positivi. I nostri industriali hanno bisogno di manodopera, noi non ce l'abbiamo, abbiamo una denatalità che fa impressione. Avete sentito i numeri che vi ho dato la scorsa settimana, dovete ascoltare perché i numeri parlano chiaro. Qui bisogna intervenire. Cosa facciamo? In attesa veramente che qualcuno capisca che a questi diversamente giovani bisogna dare i servizi, che bisogna andare a prendere questi giovani e creare un futuro migliore, perché sono anche dei creativi, ma non abbiamo gli esempi, purtroppo non ci sono. Le scuole di formazione sono fondamentali, lo sport è fondamentale per crescere, per far crescere queste piantine che diventeranno sane se le cresciamo bene, senatore. Qui dobbiamo investire nella famiglia, nell'umanità, nella persona, nell'artigiano, nell'agricoltore. Queste sono le nostre radici. Ma vogliamo dire... Non abbiamo solo i satelliti noi abbiamo anche la terra, senatore, da là che nasciamo noi, le radici sono queste. Se non avessimo i satelliti, guardate però cosa ha portato il faremo senatore, fatica. le uova, guardate le uova, aspetta che lo spacco tutto. Si vede che verso pochi uovi, prego senatore. Basta che te li mangi, verso me. Eccole qua. Guardate le uova. Ecco, questo. Avete capito le radici? Queste le faccio io, ma le regalo volentieri sia a Sonia, dopo ne ho anche uno per lei e per te, così la mattina sei sempre bella. Non hai bisogno, e mi pare che sei sempre carico. No, ma vogliamo dire una cosa invece che forse ogni tanto ci dimentichiamo, e cioè che tutti i lavori hanno pari dignità. Perché una volta, cioè per troppi anni, se avevamo un figlio che non faceva il liceo classico, pensavamo di avere un figlio di serie B. Vogliamo dirlo che i lavori hanno tutti la stessa dignità e che ci sono lavori straordinari che magari sono anche considerati più umili, ma che fanno in modo che questa società possa crescere? Ecco, io credo che le scuole professionali, non dico gli istituti agrari di cui mi occupo in maniera principale, perché non solo per passione ma anche per ruolo, sono in assoluta crescita. Oggi c'è un ritorno a questi lavori, che è un ritorno diverso da fare l'agricoltore 100 anni fa. Oggi l'agricoltore è un manager, oggi l'agricoltore con l'innovazione è un qualcuno che vede quello che accade nel futuro. Chiunque semini raccoglie nel futuro. Tu non raccogli, se semini oggi, non raccogli oggi, semini già con una prospettiva di futuro. E quindi vogliamo dirlo che è così, sì o no? Sì, è così. Dopodiché abbiamo fatto, stiamo facendo per portare qualcosa soprattutto a quelli che tirano la carretta, e come? In questa finanziaria c'è l'abbassamento del cuneo fiscale. Cosa vuol dire? Renderlo strutturale. Vuol dire che il lavoro costa meno. Vuol dire che in busta paga, ma anche al datore di lavoro, ci saranno più risorse perché il peso delle tasse viene levato. E
rivoluzionario rispetto a quello che abbiamo visto fino a poco tempo fa, dove, ripeto, si pagavano le persone con reddito di cittadinanza per non lavorare. Oggi abbiamo un problema di lavoro, certo, questo è anche il governo che ha aumentato il decreto flussi, cioè a fronte di richieste della nostra industria dell'agricoltura noi abbiamo aumentato l'ingresso regolare perché siamo riusciti ad abbassare l'ingresso irregolare. Fino a prima tutte quelle quote venivano coperte da chi arrivava in maniera irregolare e che poi guarda caso, si perdeva, non finiva a lavorare, finivano a bighellonare. Quindi noi abbiamo detto entra solo chi entra in maniera regolare e quelli che entrano hanno una prospettiva di lavoro, non sono attratti da una cosa che non c'è o da qualcosa di diverso. E quindi un'altra cosa, l'IRPEF è vero, non possiamo far pagare le tasse a tutti uguali, tant'è vero che noi abbiamo aumentato, tolto una percentuale, elevato la percentuale al reddito più alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino a un determinato reddito tu paghi l'aliquota più bassa e questo è per le fasce più deboli, perché su quelle ci siamo concentrati prima, perché noi lo sappiamo che ci sono persone in difficoltà. Adesso dobbiamo concentrarci, dopo la riforma fiscale, dopo la legge sul Made in Italy che favorisce proprio la creatività italiana e il decreto PMI, che tra l'altro tratteremo in commissione mia dalla prossima settimana, dove ci sono risorse per sostenere chi fa creatività qui, noi dobbiamo concentrarci sul ceto medio, sul ceto produttivo, sul ceto che tiene in piedi questa nazione. Però abbiamo scelto le priorità, prima da chi non ce la faceva, sostituendo il reddito di cittadinanza con un reddito di inclusione che prevedesse che chi non poteva lavorare venisse aiutato e chi poteva lavorare andasse a lavorare, ma anche a beneficio delle aziende. A Cortina c'erano, durante il periodo del reddito di cittadinanza, aziende, bar, ristoranti costretti a chiudere la sera e la mattina perché nessuno veniva a lavorare. È questa una nazione moderna? Non credo. Allora, sentiamo anche cosa dice Sonia Brugnaro. Ecco, la cosa più urgente che secondo te dovrebbe fare la politica per gli artigiani come te, perché veramente siete sul filo del rasoio ormai, ecco, se non vi aiutano dovrete chiudere, non ce la farete, queste multinazionali vi stanno veramente azzerando, questa è la verità, inutile che ce la raccontiamo, specialmente nei paesi dove c'è il mordi e fuggi, ma dove veramente sono diventati dei centri dormitorio, escono alla mattina e arrivano a casa già con tutte le spese perché c'è il parcheggio, perché le opere le hanno fatte dove volevano, addirittura hanno cambiato le strade, così arrivi direttamente, non fai neanche tante deviazioni. Ecco, cosa vorresti chiedere tu, Sonia, come la cosa più urgente che ti permetterebbe di respirare, ecco, non di fare cose impossibili, ma soprattutto di respirare anche col personale. Ad esempio, si trova poco personale, ma ce n'è, ma devo avere la possibilità di pagarlo, perché posso anche averlo, ma se non riesco a pagarlo, prego. Allora, tipo personale, per esempio, adesso io sono costretta, allora prima stavo dicendo che ero nata con la mia famiglia, mio fratello era lui che faceva il pane, gli davo una mano, sono addetta ai dolci. Adesso mio fratello, gli anni passano, ha dei problemi di salute, perciò sono io che mi alzo alle 3 di mattina. Perciò a 55 anni permettermi alzarmi alle 3 di mattina, vale a dire trascurare una famiglia, sei una famiglia, e devo darmi da fare perché... Ma il personale? Il personale non si trova perché con il problema delle grosse industrie, per mia esperienza, io ho cercato di trovare dei ragazzi, però grosse industrie hanno degli orari diversi, ok? Non si alzano i giovani alle 3, alle 4, alle 3 di mattina, no. Io parlo di quello che mi è successo e dicono io vado, anche se lavorano la domenica, però io inizio alle 6 fino alle 2, però alle 6 non si fa il pane, quasi si finisce a fare il pane alle 6. Oppure si mette solo a scaldare, come dice il senatore De Carlo, che è diverso da farlo. Ecco, senatore, il problema anche del personale, ad esempio, di dare più possibilità a queste persone di assumere, di avere del personale. Io non penso, sai, Sonia, che
non abbiano voglia. Il problema è che siamo noi colpevoli, che non li abbiamo abituati. L'ha detto prima, quale formazione? Bisogna fare il notaio, il commercialista, tanto è vero che in politica tutti i commercialisti, non so, avvocati e commercialisti, forse magari qualche agricoltore, ecco, qualche panificatore non sta lì a mia male in mezzo, che forse ha idee più chiare, perché l'aria di Roma confonde molto. Però questa è la situazione. Però la mia domanda è anche questa, senatore, in attesa che la politica dia risposte. Lei questa mattina cosa consiglierebbe alle persone che veramente la stanno ascoltando, ecco, e che veramente stanno cercando anche di sopravvivere, perché ormai con 2 stipendi non ce la fai più. Io ho un banco solidale, perciò so di quello che parlo e non ho barboni, ho famiglie che lavorano ma non ce la fanno, o pagano il mutuo, le bollette, a lavorare con la macchina costa, se hanno la macchina, eppure non ce la fanno. Allora qui in Italia ma si può lavorare e non riuscire a sopravvivere? No, anche questo è un altro tema importante, cioè questo è il governo che ha aumentato e ha il picco massimo di occupazione. Mai come con questo governo ci sono state persone occupate, mai come questo governo c'è il numero più basso di disoccupati, dati Istat, non dati di Luca De Carlo, che è sfacciatamente di parte. Quindi a dimostrazione di come c'è un ritorno dopo gli anni bui del lavoro. Adesso noi dobbiamo fare in modo, anche con questi interventi che ho citato prima, fare in modo che quel lavoro sia non solo gratificante sotto profilo lavorativo, e qua dobbiamo lavorare sulla filosofia, che non vuol dire, la filosofia non è che occupiamo di filosofia e dopo non sappiamo cosa mangiare, che è quello che dicevamo prima, e cioè far capire alla gente che fare il pane non è un lavoro degradante, non è un lavoro da serie B, è un lavoro, tra l'altro vuol dire custodire i sapori e i saperi, vuol dire essere custode di qualcosa, vuol dire che te è più facile che sostituiscano un avvocato con un altro avvocato che uno che fa pane con uno che non sa far pane, parlandoci chiaro. Però costa sacrificio, ma tante delle cose belle costano sacrificio. Quali sono le cose che vengono più apprezzate? Quelle che ci guadagniamo con tanta fatica, vale anche per la politica, non vale solo per i lavori. Cosa possiamo dire alle persone che fanno più fatica? Beh, che noi siamo intervenuti proprio su quelle che fanno più fatica. Tu hai un banco alimentare, sai benissimo quante sono le risorse che abbiamo messo nella CARD, ma non solo per ammontare il fondo indigenti. Abbiamo pressoché raddoppiato il fondo indigenti rispetto a prima, cioè abbiamo messo nella disposizione le persone che non ce la fanno di avere prodotti, e tra l'altro di qualità, perché sono tutti prodotti italiani, cioè non diamo prodotti che non sono italiani, a dimostrazione dell'attenzione che diamo anche ai nostri produttori, perché sarebbe un paradosso che noi dessimo cose prodotte da altre parti quando sosteniamo i nostri. Ma noi dobbiamo continuare questa rivoluzione del fisco, che porti ad avere un fisco più equo e un abbassamento delle tasse generali. Su questo noi stiamo lavorando. Non è facile, perché quando tu hai da pagare, e noi ci è capitato, 150 e rotti miliardi dilazionati in 7 anni sul bonus, sul super bonus, che io non condanno le persone che se lo sono fatto, perché quelli che hanno fatto il super bonus lo hanno fatto perché una legge dello Stato glielo consentiva. Il problema è stato fare una legge senza sapere quanto costava. Se noi nei comuni sindaci avessimo dato un contributo senza prevedere quanto sarebbe stato il costo, la Corte dei Conti sarebbe venuta a farci pagare con i nostri soldi. Qui invece si è fatta una norma, si è detto qualcuno pagherà, si sono aumentati i costi, è arrivato un debito di 150 miliardi che qualcuno oggi, responsabilmente, ripeto, ha deciso di pagare. Per cui tutte le 7 finanziarie, da quella dell'anno scorso alla prossima, saranno condizionate da un debito di 38 miliardi. Beh, direi che nonostante il debito di 38 miliardi, l'attenzione, piccole imprese e persone che non ce la fanno, noi abbiamo cercato di dare, naturalmente con gli strumenti che abbiamo, perché se noi facessimo debito oggi come hanno fatto allora, beh, noi metteremo uno zaino sui nostri giovani che t'avoia a pagarlo, perché insomma sembra sempre che alla fine non paghi nessuno quando si fanno i debiti, però, lo paghiamo noi. Sonia, lo dico anche al senatore De Carlo, io parlo con questi giovani, non è vero che non vogliono alzarsi di notte, non vogliono essere sottopagati, perché non è più come una volta
lavora e Tasi, va a lavorare Tasi. Noi abbiamo dei giovani che veramente hanno idea di quello che può essere il loro futuro, hanno anche studiato e va dato loro merito, e perciò noi dobbiamo, tu prova a dire a un giovane, prova a farlo, te li porto io se vuoi, ti do 2.000 euro, 2.500 euro al mese, vieni e ti alzi alle mezzanotte e vieni a fare il pane con me, vedrai quanti ti dicono di sì. Tu prova a dire a un giovane, ti do 600, 700 euro, 1.000 euro e vieni a lavorare, e ti dice, no ciao, vado da un'altra parte. È una questione cioè il giovane al giorno d'oggi ha le idee chiare su quello che vorrebbe che fosse il suo futuro, il rispetto per la sua persona, anche la dignità dello studio che ha fatto. Perché vanno all'estero? Perché? Perché c'è un'altra realtà, senatore, inutile che ce la giriamo. Io ho un'amica, stesso lavoro qui in Italia, ricercatrice, 2.500 euro, è andata in Germania, 5.000 euro subito con alloggio già trovato. Capisce che ci sono delle diverse... questo è l'esempio che io poi... Dopo bisogna vedere quanto costa la vita in Germania. Però 5.000 euro sono 5.000 euro con la casa subito trovata. Ma la mia domanda è anche questa, siamo in chiusura perché a casa stanno dicendo Mirella, ma quando che fa tu sta domanda? Tocca a me, tocca a io, tocca a lui, e noi quando tocca sentiamo Federica cosa dice in merito al terzo o quarto mandato per qualcuno. Non parte neanche Federica. Parte. È timido. Serve parità di giudizio, non capisco perché alcune regioni possano fare 3 mandati, altre no. Il governatore Fedriga va dritto al punto e dopo il batti e ribatti di voci, polemiche, fughe in avanti sul terzo mandato in un centrodestra in cui la discussione ha preso fuoco, esplicita la sua posizione su un tema che, al netto delle dichiarazioni da coalizione compatta, rischia di essere la spada di Damocle per il mandato bis della giunta regionale guidata dal 44enne leghista. Il Friuli-Venezia Giulia voterà nel 2028, quindi c'è tutto il tempo possibile, chissà cosa succederà, chissà se io vorrò ricandidarmi, oggi mi piacerebbe ma non lo so nel 2028, però dobbiamo porci una riflessione che sia estranea all'interesse particolare del momento di qualcuno e domandarci dal punto di vista democratico, possiamo lasciare la possibilità ai cittadini di scegliere? Il terzo mandato non significa che uno automaticamente fa il terzo mandato, ma che si sottopone nuovamente al giudizio libero dei cittadini. Quindi una buona dose di acqua sul fuoco delle polemiche interne. Quanto è profonda, se c'è una crisi magari con Fratelli d'Italia? No, ma con Fratelli d'Italia stiamo andando bene in modo costruttivo, credo. Sicuramente su certe cose sono da fare degli approfondimenti insieme, ma la mia coalizione, la coalizione appoggia, penso sia forte, sia coesa, andiamo avanti in questa direzione. Poi Fedriga sottolinea quelle che sono, a sua detta, le storture della legge elettorale regionale in vigore, lasciando spazio ad interpretazioni sui possibili correttivi. C'è una forza politica, ribadisco, in questo caso faccio i nomi, ma veramente con tutto il rispetto, perché questa è la norma, quindi non è colpa loro, una forza politica come il Partito Democratico, che ha preso meno voti della Lega, che ha preso il 19%, di Fratelli d'Italia che ha preso circa il 18%, della lista Federica che ha preso circa il 18%, ha 10 consiglieri. La Lega ne ha 9, Fratelli d'Italia ne ha 8, la lista Federica ne ha 8. C'è qualcosa che non funziona nella rappresentatività, perché noi dobbiamo esprimere il volere popolare e non invece delle storture legislative che purtroppo hanno portato anche a questa non rappresentanza tra il voto e la rappresentanza stessa. Dunque una considerazione finale sulla bolla mediatica relativa all'ipotesi del terzo mandato. Io ho letto ricostruzioni più fantasiosi, commenti, voci. Io garantisco che il mio obiettivo è rispettare il mandato ricevuto dai cittadini e fare le cose. E devo dire che oggi, per quanto riguarda la mia attività, sicuramente il terzo mandato non rappresenta una priorità. Allora sentiamo il senatore De Carlo, finalmente tocca a me, tocca a te, tocca a io, tocca a noi, veramente dovrebbe toccare anche a noi altri qualche volta. Prego senatore. In genere tocca sempre a quelli che decidono di candidarsi a mettere la faccia e esporsi al dire. Io credo che ad oggi la legge non consenta il terzo mandato. E credo che questo sia l'unico dato oggettivo che esiste. Non consente perché nell'animo dello spirito del legislatore prevaleva il fatto che non si dovesse concentrare, considerato che il governatore concentra su di sé parecchi poteri nel senso buono naturalmente, poteri, e quindi non dovesse esserci troppa concentrazione di troppi poteri in una figura sola per un periodo prolungato. Questo è quello che vige oggi
e che non è una legge che ha fatto Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia o quant'altro, è una legge che vige da parecchi anni. È evidente che chi è in termine di mandato vorrebbe essere messo nelle condizioni di fare, stante la legge odierna, né Fedriga né il mio governatore, che tra l'altro io ho votato per 3 volte, cioè io ho votato 3 volte Luca Zaia e sono felicissimo del mio governatore, di quello che è stato il mio governatore, quindi non c'è neanche un termine di antipatia nei confronti di Luca Zaia o della lista che lo supporta, anzi sono miei alleati preferenziali, lo sono a Roma, lo sono in Regione, lo sono stati in altri contesti, per cui ad oggi non c'è la possibilità di ricandidatura e quindi il centrodestra fa una valutazione generale su chi sia il miglior candidato per i prossimi anni, anche tenendo conto dei risultati elettorali, ma credo che ci sta nella logica della diatriba politica, magari ci sta meno il fatto che la contingenza porti a una richiesta di cambio di legge quando la legge esiste da tanto tempo, non è un'invenzione di Fratelli d'Italia al limite dei mandati o nemmeno di chi. Io in Parlamento ad oggi abbiamo visto una sola votazione sul limite dei mandati, tutti i partiti straordinariamente compatti nel mantenere il limite dei mandati, cioè non voler cambiare il limite dei mandati, solo la Lega e Italia Viva si sono espressi a favore. Tra l'altro sottolineo però che la Lega ad esempio vota contro la legge di De Luca che prevede la sua ricandidatura, cioè la Lega Campana vota contro i numeri di mandati, per cui anche lì questo fa percepire forse un interesse contingente, no? Laddove governano gli altri siamo favorevoli, laddove governiamo noi dovremmo essere favorevoli. Facciamo un'ipotesi, senatore, perché ne sentiamo tante anche noi, visto che mi chiedono di fare questa domanda. Mettiamo caso che voi dite no, rimane quella la legge, è chiaro, non c'è il terzo mandato e che la Liga vada da sola. A livello diciamo proprio governativo, a livello nazionale, cosa potrebbe succedere? Guardi, non mi sono mai posto il problema perché io credo nella compattezza del centrodestra senza se e senza ma, e cioè credo che il valore e la forza del centrodestra sia la compattezza, ma non perché lo dico io solamente, perché ce lo dicono i veneti. I numeri soprattutto. I numeri, ma anche i sondaggi fatti da Antena 3, dove dite la Lega fa bene a correre da sola, il 62% no. La Lega vince se corre da sola, il 56% no. In Veneto il Veneto è di centrodestra maggioritario, no? Quindi se non ci dividiamo non perdiamo. Poi non è che io debba vincere per forza. Cioè noi vogliamo far vincere il messaggio di centrodestra a questa regione, non è che deve vincere perché a prescindere la regione è cosa nostra. No, la regione semplicemente noi vogliamo portare il nostro programma, è cosa su quale stiamo lavorando e che poi gli elettori scelgano. Quindi indipendentemente da chi sarà il governatore, che come dicono i leader e come continuano a ripetere, compreso Matteo Salvini, e Giorgia Meloni, Tajani e Lupi, sarà il miglior candidato possibile a rappresentare ancora il governo di centrodestra, come è stato dall'anno ormai insomma quasi indimenticabile. Noi governiamo da sempre, non credo sia un motivo di grossa vedere che tensione. Sarà la volta buona, tocca a me, tocca a te, tocca a loro, tocca a noi, perché penseranno a noi. Ti candidi perché tu? No, penseranno a noi, popolo italiano, che veramente noi vogliamo che tutti quanti facciano il bene del nostro paese. Non credo che Luca Zaia abbia pensato a se stesso, ecco, dai, siamo onesti, io gli voglio anche bene umanamente e sono convinto che sia stato un buon governatore. I fatti lo dimostreranno, se vogliono bene al paese, se vogliono bene al Veneto, se vogliono bene al Lazio, se vogliono bene alla Campania, oppure se vogliono veramente, io sento dalle interviste che questo popolo italiano veramente ha tanto buon senso. Ecco, le interviste veramente che noi facciamo, i problemi che ci sono, loro lo dicono e vorrebbero veramente che si risolvessero questi problemi per migliorare la loro qualità di vita. Questo è quello che vuole tutto il popolo italiano, perché siamo veramente unici in tutto. Grazie al senatore Luca De Carlo, grazie tantissimo anche a Sonia Brugnaro, artigiana veramente che ce la sta mettendo tutta per resistere, sono convinta che ce la farà, però bisogna supportarli. Pubblicità. Al
Al via il nutrito cartellone dell'Università Popolare dell'Asolano, giunta al suo 29° anno di attività. Solo l'anno scorso erano 240 gli iscritti, di cui l'80% donne, che hanno seguito le lezioni tenute da esperti in vari ambiti, dalla storia all'arte, passando per la psicologia e le scienze. Anche in quest'anno accademico saranno 2 gli incontri settimanali, martedì e venerdì, al centro polivalente La Roggia di San Zenone degli Ezzelini, a partire dal prossimo 8 ottobre. Ad aprire la stagione 24-25 è stata una grande festa dell'accoglienza con il cabaret di Davide Stefanato. Insomma, per i partecipanti l'occasione di arricchire non solo la mente, perché l'obiettivo è combattere la solitudine delle persone anziane. Noi siamo un'associazione per l'invecchiamento attivo, cioè noi oltre a dare delle lezioni, cioè dare anche delle informazioni, vogliamo che le persone abbiano una vecchiaia, come si può dire, felice. E ci sono delle persone che veramente aspettano l'inizio delle nostre lezioni per poter anche uscire, per poter scambiare delle parole, conoscere altra gente. Le lezioni si svolgeranno sino alla fine di aprile 2025 e non ci sarà solo teoria. Avremo anche i viaggi di studio, le gite, dopo abbiamo anche il coro, abbiamo i corsi di inglese e di spagnolo e quest'anno avremo anche un gruppo di amici della fotografia che si divertiranno a fare qualche foto in giro per il territorio. Verso la fine corso avremo la giornata della creatività, cioè i nostri associati espongono le loro creazioni. Perché sono partita con questo servizio? Perché abbiamo in presenza Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Forza Italia. Grazie. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Saluto anche il dottor Livio Patelli, farmacista, perché parleremo anche di farmaci, ma anche questi diversamente giovani. Siete diventati un punto di riferimento. Medici di base, se fa fatica, preti ce ne sono pochi, almeno siete rimasti voi e vi ringraziamo perché siete fondamentali per queste figure. È rimasta anche con noi Sonia Brugnaro, questa artigiana che sta cercando anche di stare in piedi, di sopravvivere con tutto quello che sta succedendo anche per i piccoli negozietti, perché veramente ne chiudono ogni giorno uno, penso, perché tutte le città hanno lo stesso problema. Allora iniziamo proprio da Fabio Marin, questa persona anche sensibile che sta invece cercando di supportare queste fragilità che sono tante, abbiamo veramente dei numeri impressionanti e bisogna ascoltare. Prego, sindaco. Sì, un sindaco deve ascoltare quello che la cittadinanza ha bisogno, no? Quindi deve cercare di dare delle risposte. Come abbiamo visto con il servizio iniziale, quella per quanto riguarda l'università della terza età è un bellissimo progetto, e quando qualche anno fa ho sentito che cercavano un posto, una sede per appunto fare le lezioni e fare queste attività, ho subito detto abbiamo il centro polivalente La Roggia a disposizione anche gratuitamente, purché questa attività vada avanti e continui davvero questo servizio importante, un servizio di inclusione, un servizio che serve anche per le persone che magari sono a casa da sole o che non hanno del tempo da impiegare, per mantenersi attivi e socializzare tra loro, socializzare con le altre persone. E quindi appunto non ci ho pensato un attimo nel momento in cui c'è stata la richiesta, insieme all'assessore logicamente Esneda Bordignon, abbiamo dato insomma questo contributo per portare avanti questa iniziativa che è sicuramente lodevole. Dall'altra parte invece ho Sonia qui e ti dico, sei come Raffaella Carrà, perché è una sorpresa, caramba, dico oggi, perché è un'amica, è da anni insomma che non ci troviamo di persona e ci siamo incontrati qua, e ti ringrazio per questa sorpresa, anche se non lo sapevi, però appunto so quello che fa e so l'impegno che ci mette con la sua attività. Ma la politica, secondo lei, Fabio Marin, come sindaco ma anche come politico, prima il senatore De Carlo ha parlato di Stellantis, ma dovremmo parlare e supportare anche queste attività, questi artigiani che stanno completamente sparendo, anche le associazioni di categoria fanno fatica a farsi ad ascoltare, eppure sono cambiate anche loro, capiscono l'importanza di dare risposte a queste realtà che abbiamo fatto, che hanno fatto grande Enrico Nord-Est. Ricordate, non sono state le multinazionali che hanno fatto grande Enrico Nord-Est, sono state queste attività, questi artigiani, queste
questi piccoli imprenditori. Perché la politica non ascolta proprio per supportare? Perché veramente non ce la fanno più, vediamo i numeri che chiudono, prego. Appunto, è una questione, penso anche lì, di numeri, no? Perché nel momento in cui si parla di queste grandi aziende, grandi società, lì ci sono dei poteri anche forti, no? che arrivano, e quindi c'è sicuramente subito l'intervento. Però noi come sindaci dobbiamo sicuramente pensare a quelle che sono le attività del nostro territorio, perché se dobbiamo migliorare il nostro territorio, anch'io adesso che sto facendo dei lavori pubblici nel mio contesto, nel mio paese, ma se faccio questi lavori pubblici, sistemo, abbellisco il paese e poi mi chiudono le attività, è davvero difficile andare avanti. Ci sono degli strumenti che però noi dobbiamo captare come amministratori e dobbiamo usare per aiutare queste attività. Ad esempio, con il sindaco di Fonte noi adesso stiamo avviando il distretto del commercio, ed è difficile parlare in questo periodo di distretto di commercio tra due paesi piccoli, perché siamo 7.300 e 6.000 e rotti abitanti, però unendo le forze, riuscendo a collaborare insieme agli artigiani, insieme ai commercianti, c'è questa possibilità di ricevere dei contributi logicamente regionali, anche europei, per poter fare delle politiche attive proprio per il commercio nel nostro territorio. Allora appunto tra unioni di comuni, diciamo così, mettendosi e collaborando insieme, possiamo forse dare un po' di linfa vitale a quello che è il nostro territorio. Questo porterà quindi i nostri commercianti, facendo logicamente dei progetti attivi proprio per lo sviluppo del nostro territorio, ad avere dei contributi per le attività e per i lavori che dovranno fare, anche di migliorie nella loro attività. E quindi questo è un piccolo aiuto che come comune possiamo dare ai nostri commercianti e ai nostri artigiani. Però bisogna captarle queste opportunità quando ci sono, bisogna captarle, e soprattutto quello che non deve fare un'amministrazione è andare avanti da sola. Un'amministrazione deve dialogare con queste realtà, perché sono loro che fanno vivere il paese insieme al volontariato. Allora, prima di dare la parola al dottor Patelli, parleremo anche di farmaci, di altro, vorrei sentire anche cosa ne pensa Sonia Brugnaro, ecco, di quello che ha detto il sindaco Marin, ma soprattutto l'importanza di supportarvi, perché voi avete bisogno di agire, no? Cioè parole ne avete sentite tante. Ecco, cosa vorreste dire al sindaco Marin? Mi è piaciuta la frase che ha detto: è inutile che io come sindaco abbellisco il paese quando dopo mi chiudono le attività. Certo. La realtà è giusta, cioè nel senso che ha detto. Io mi chiedo, come comune o come c'è la possibilità di aiutare questi piccoli attività? Non so, ci sono dei contributi che possono aiutare, dipende, questo che voglio capire. A chi mi devo rivolgere per avere un contributo, un aiuto? Il comune dare un contributo direttamente a un'attività, cioè non può, farebbe anche fatica darla a tutti quanti, però attraverso le associazioni di categoria si possono capire quali sono le agevolazioni, quali sono logicamente, scusami, una parentesi iniziale, le associazioni di categoria devono funzionare bene, devono avere delle persone che conoscono com'è il territorio, conoscono quelle che sono le politiche o i bandi che escono, e quindi in quel momento si può far rete e riuscire ad avere, come ho detto appunto prima col distretto del commercio, degli aiuti per investire nella propria attività. Questo è quello che noi come comuni possiamo fare, e possiamo aiutare le attività. Poi dovrebbero esserci sicuramente degli aiuti dall'alto, dove ci si renda conto che appunto per non far morire i paesi, specie quelli piccoli, che sono la vera vita, che sono la vera realtà e storia del nostro territorio, della nostra Italia, perché l'Italia è l'Italia dei comuni, no? Che nasce dai comuni, dai paesi piccoli. Ma non tutti sono cortine, non possiamo avere la pista da bob. Ah beh, quella poi, guarda, la volevo a San Zenone la pista da bob, perché, guarda. Cioè voi dovete fare con quello che avete. Allora sentiamo invece il dottor Livio Patelli per quanto riguarda anche questo picco di influenze, i farmaci si trovano, non si trovano, e soprattutto queste persone anche che hanno bisogno di ascolto e si rivolgono a voi, non c'è niente da fare, è un punto di riferimento fondamentale, tanto è vero che hanno allargato quello che era un lavoro tradizionale del farmacista, ma fate tante più cose e ne farete sempre di più. Prego, dottor Patelli. Sì, Mirella, buongiorno anche ai suoi ospiti. Sì, è vero, parto dalla parte finale della sua domanda, ci sentiamo sempre più dei consulenti, ma anche degli amici dei nostri clienti, pazienti. Si parlava di anziani, si parlava di università della terza età, e il presidente dell'associazione diceva
che bisogna mantenere attiva la mente, la testa, perché questo aiuta ad invecchiare meno e meglio. E io vedo che le persone che ci frequentano in farmacia, gli anziani che ci frequentano e che hanno appunto una voglia di uscire dal loro guscio, dalla loro routine, che si dimostrano sempre elastici, moderni, ovviamente invecchiano molto meglio e fanno anche meno uso di farmaci. E noi come farmacie, grazie anche alla nostra capillarità, che è storica, per cui anche i piccoli paesini di montagna, là dove c'è un nucleo di cittadini che lo giustifichi, ci sono delle farmacie che donano un servizio fondamentale, importantissimo, con anche i turni notturni e festivi. Le farmacie sono sicuramente un punto di riferimento per la popolazione. A noi questo fa molto piacere. Devo dire che il nostro lavoro è un bel lavoro, è un lavoro sicuramente, è una missione, un lavoro impegnativo, perché c'è sempre una farmacia aperta 24 ore su 24 nel territorio, più di una, 365 giorni all'anno, e tutto questo le farmacie lo fanno a costo zero per lo Stato, perché noi siamo dei privati, ovviamente abbiamo anche una collaborazione col Sistema Sanitario Nazionale nella vendita dei farmaci della mutua, ma fondamentalmente siamo dei privati che fanno un servizio molto molto utile per la cittadinanza, e molti colleghi rimangono tutta la notte, più notti in farmacia per un servizio, e magari per una o due chiamate la notte, però sono là e fanno veramente la differenza. Per quel che riguarda invece la prima parte della sua domanda, come siamo messi come situazione epidemica? Devo dire che il famigerato e tanto temuto picco di gennaio dell'influenza cosiddetta australiana si sta manifestando in maniera molto più sobria rispetto a quelle che erano le stime. Certo, vediamo persone ammalate, però rispetto a quelle che erano le sirene allarmanti che provenivano poi dalla stagione epidemica dell'altro emisfero, sono sicuramente più basse, e questo probabilmente, Mirella, è anche dovuto al fatto che quest'anno la campagna vaccinale che è stata eseguita nelle farmacie che hanno deciso di inoculare i vaccini antinfluenzali è stata molto molto ben recepita dal pubblico. Proprio sono dati recentissimi che sono stati divulgati anche dalla Regione Veneto, dove c'è stato un aumento del 40% circa delle vaccinazioni in farmacia, e questo ci fa molto piacere, perché ovviamente oltre ai capisaldi che sono i medici di medicina generale, i medici di base, da qualche anno ci sono affiancate le farmacie che, grazie alla loro proprio territorialità, capillarità e possibilità di riferirsi in farmacia anche con orari molto estesi durante la giornata, permettono alla popolazione, anche a chi in precedenza facesse fatica a vaccinarsi, di optare per la vaccinazione. Quest'anno c'è stato un grande aumento delle vaccinazioni. C'è più consapevolezza che lei nota, che lei vede anche nelle persone, per l'importanza del vaccino, specialmente quello anti-influenzale? I dai hanno capito veramente, perché i numeri sono numeri, da là non si scappa. Prego, dottor Patelli. Ha pienamente centrato. Secondo me negli ultimi anni c'è stata una giusta divulgazione da parte degli enti preposti, quindi regione, aziende ASL, di quella che è l'importanza di una vaccinazione. Una grossa differenza l'abbiamo fatta noi come farmacie, perché ovviamente siamo diventati un asset importante per il sistema sanitario. Ricordo che le farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale lo fanno assolutamente soltanto dopo aver fatto dei corsi specifici promossi dall'Istituto Superiore di Sanità e delle prove pratiche con infermieri che certificano il fatto che un farmacista sia in grado di inoculare in maniera sicura per il paziente il vaccino. E oltretutto ricordo che i vaccini devono essere fatti soltanto chi ha già in passato ricevuto una vaccinazione, quindi una prima vaccinazione non si possa fare in farmacia. Ma tutto questo ha fatto sì che la gente sia più consapevole sull'utilità della vaccinazione per se stessi, ma per i propri cari e per le persone che sono deboli. Quindi immaginiamo l'anziano nonno piuttosto che il parente ammalato in famiglia, e questo va veramente
È una cosa che fa piacere, perché ci rendiamo conto che anche giovani molto spesso si vaccinino perché sanno di avere in famiglia un soggetto fragile. E quindi gran soddisfazione, e magari c'è un po' meno di interesse per il vaccino Covid, che chiaramente durante la stagione brutta della pandemia e delle restrizioni siamo stati un po' tutti costretti giustamente a ricevere e ovviamente a noi come farmacisti a suggerire. Però se magari c'è un po' più di disaffezione nei confronti del vaccino anti-Covid, vedo che i numeri sono molto fortemente in crescita per il vaccino anti-influenzale. Un'altra cosa importante, Sindaco Marin, anche l'importanza di informare. Voi avete questo importante ruolo, perché siete voi responsabili della salute dei vostri cittadini, e noi abbiamo visto che specialmente nei paesi la difficoltà era più grande di far vaccinare specialmente le fragilità, specialmente i meno giovani. Quanto è importante che arrivi un'informazione corretta anche da parte del Sindaco, perché poi vengono da voi, non c'è niente da fare. Per qualsiasi cosa vanno dal Ecco, cosa vede lei? Ecco, questa consapevolezza che abbiamo detto, ma anche forse merito anche a questi servizi sociali, a voi che vi siete messi in prima linea. Sì, io vedo una cosa intanto, ed è fondamentale, perché abbiamo un dottore, un farmacista qui con noi. Come sono cambiate le farmacie in questi anni? Veramente si sono evolute, e adesso non è un segreto che il sindaco comunque col farmacista si senta. Perché? Perché noi anche a San Zenone, se dobbiamo fare delle campagne, se dobbiamo sensibilizzare, chiediamo aiuto e chiediamo supporto a chi opera proprio nel settore, e quindi anche alle farmacie. È sicuramente un aspetto che noi dobbiamo considerare, specialmente con i servizi sociali, specialmente con le fasce più deboli, che poi magari sono anche quelli che hanno più paura e più timore. Dobbiamo informare correttamente, dobbiamo farlo attraverso gli strumenti che l'ULSS ci dà, ma anche attraverso le realtà che abbiamo nel territorio. Per questo, appunto, ripeto, la collaborazione tra noi e le farmacie, tra i sindaci, le amministrazioni comunali e le farmacie è sicuramente fondamentale. Allora andiamo a vedere anche questo allarme farmaci, codice della strada, e poi ne parleremo assieme sia al dottor Livio Patelli che al sindaco Fabio Marin, e anche con Sonia Brugnaro. Con la riforma del codice della strada, le persone che assumono determinati farmaci guidano su un terreno minato. Questo perché le nuove regole equiparano l'uso di alcuni medicinali alla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, con sanzioni che arrivano alla sospensione della patente. Questo è l'allarme lanciato da Farmacie Unite, che spiega come medicinali comunemente prescritti come ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici e antistaminici possano generare falsi positivi nei test salivari previsti dalla nuova normativa. Se le sanzioni sono chiare, continua la nota del Sindacato Nazionale dei Farmacisti, ad oggi non è chiaro quali siano esattamente i medicinali che possano essere mal interpretati dai test. Gli automobilisti sono preoccupati e i farmacisti non sono in grado di fornire risposte esaustive. Per questo Farmacie Unite si è rivolta ad AIFA per chiedere che vengano fornite linee guida precise sia per i farmacisti che per gli automobilisti, accessibili a tutti, per sapere esattamente quali medicinali possono interferire con i test. In attesa di comunicazioni da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il consiglio è di rivolgersi al proprio medico, invito rilanciato anche da ACI Treviso. Se c'è un farmaco che poi dà qualche problema sull'alcol test, e soprattutto a livello di guida, ci deve essere un parere, secondo me, tecnico del medico, che deve comunicare al paziente che questa situazione deve essere gestita nella maniera più opportuna possibile, perché se no creiamo confusione. Allora, dottor Patelli, lei fa parte anche consigliere di Farmacie Unite, come commenta questo servizio? Allora, commento, la nostra richiesta di Farmacie Unite è stata di un chiarimento doveroso, perché sono tanti farmaci che vengono comunemente assunti dai pazienti, ovviamente sotto rigido controllo del medico e prescrizione del medico. Quindi intanto un consiglio che io personalmente come Livio Patelli do è a chi fruisce, chi utilizza questo tipo di farmaci, di portare con sé sempre la prescrizione del medico che ne attesti la necessità di utilizzo, in modo tale che in un'eventuale controversia possa dimostrare sedutastante che lui usa questo tipo di farmaco sotto controllo medico. Per quel che riguarda allora, il codice della strada, ovviamente il nuovo codice della strada
ha inasprito le pene, ha ampliato i casi in cui uno è sospetto di aver guidato sotto l'utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Molti di questi farmaci che sono stati menzionati possono dare dei falsi positivi oppure possono essere considerati delle sostanze psicotrope, per cui bisogna che l'AIFA, il governo chiariscano, stilino una precisazione, magari una tabella, sulla base della quale poi sarà più facile per gli utenti e per noi farmacisti veicolare il messaggio. Io ricordo per esempio il caso della cannabis terapeutica, che è un farmaco molto importante, utilizzato ormai da diversi anni, viene preparato galenicamente dalle farmacie, da alcune farmacie, per chi soffre di dolore severo e non riesce a calmare i dolori tramite l'uso di normali farmaci in commercio, e la cannabis terapeutica chiaramente viene metabolizzata nel sangue e rimane nel sangue per diverse ore e giorni, e per cui a distanza di tempo un test può determinare la presenza di questo farmaco, che in realtà è considerato uno stupefacente, per cui e lo è a tutti gli effetti, ma in questo caso qui viene utilizzato in maniera propria. Quindi vede che è molto importante che il governo adesso legiferi o comunque specifichi con magari delle circolari o con delle tabelle quello che può essere l'utilizzo o meno di determinati farmaci, perché sennò anche l'automobilista che si mette in auto non sa come comportarsi e di conseguenza anche la polizia che ferma o non ha strumenti per poter valutare la gravità. Tanto è vero che si è mosso anche l'ordine dei medici, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, perché è importante anche sentire cosa ne pensano anche loro. Abbiamo l'intervista del dottor Leoni che molte volte ospite a Sveglia Veneti. Andiamo a sentire l'ordine dei medici col dottor Leoni. La preoccupazione per quanto riguarda tutti quanti i pazienti che utilizzano farmaci psicotropi, sia antidepressivi sia benzodiazepine, è reale. Il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, Giovanni Leoni, conferma le preoccupazioni già evidenziate da Farmacie Unite relativamente a pazienti che assumono ansiolitici, antidepressivi, antistaminici e antiepilettici, farmaci che potrebbero condizionare gli esiti dei test salivari previsti dal nuovo codice della strada. La preoccupazione soprattutto per i farmaci anticrisi, che sarebbero poi quelli per l'epilessia, che sono utilizzati da pazienti che hanno delle situazioni cliniche assolutamente normali, ma che possono avere poi riscontro di queste sostanze quando si fa un test salivare, un esame di quelli che sono utilizzati nel codice della strada. A fare la differenza rispetto alla precedente normativa, una frase in particolare. La grande modifica data dall'introduzione del nuovo codice della strada è l'eliminazione di una frase: sotto l'effetto delle sostanze psicotrope. Viene quindi considerata la presenza delle sostanze psicotrope e non l'effetto clinico, cioè l'alterazione dello stato. I medici ritengono concreto il rischio che alcuni pazienti costretti ad utilizzare l'auto per lavoro decidano di sospendere l'assunzione di questi medicinali. Se è necessario per lui usare dei farmaci, per esempio antiepilettici, o degli antidepressivi, diciamo, lui alla fine ha un dilemma, una scelta molto pesante se prendere i farmaci oppure andare a lavorare o rischiare, e questo deve essere assolutamente evitato. Un tema che è stato portato all'attenzione del Ministero della Salute per l'istituzione di un tavolo di confronto. La possibilità per tutti quanti i pazienti, anche coloro che usufruiscono della cannabis, di avere delle deroghe che devono essere chiare e riconosciute per quanto riguarda quelli che sono poi gli esami fatti dalla pubblica sicurezza. Allora, Sindaco Marin, la politica, secondo me, questi burocrati che abbiamo, prima di legiferare, di prepararci alla paura, perché questo poi, se le cose non sono chiare, succede. Cosa sente? Lei è la voce del territorio, sì, no, perché infatti, veramente queste nuove normative veramente hanno impressionato. Cioè, prima ti ho fatto la battuta che adesso le farmacie venderanno più ansiolitici, perché io percepisco davvero una tensione e un'ansia in più nelle persone rispetto a questo nuovo codice della strada, che poi è stato spiegato e non spiegato, perché insomma sembra magari catastrofico, però su certi aspetti sicuramente bisogna stare molto più attenti. Attendo di vedere appunto quelli che saranno i risultati poi anche riguardo
gli incidenti stradali eccetera nel lungo periodo. È lì che insomma è per quello che è stato fatto, e quindi è lì che bisognerà andare a verificare i dati se effettivamente funziona. Però il problema è proprio quello dell'ansia che adesso c'è nelle persone, della tensione, della paura che si è creata nel mettersi alla guida magari dopo una cena o cose del genere. È vero che insomma che se si guida non si deve bere, non si deve appunto esagerare con l'acqua, ma se sto male devo prendere una pastiglia, è veramente una cosa che ti mette in difficoltà. Quindi dico, nel momento in cui si fa una legge, logicamente poi c'è quel periodo di rodaggio, diciamo, ma prevenire le cose sarebbe meglio, insomma. Sentiamo anche da cittadina Sonia Brugnaro cosa pensi, ecco, di queste nuove normative. All'improvviso noi ci troviamo veramente con le spalle al muro, soprattutto la paura regna sovrana, perché non è spiegato bene, perché non si sa. Avete sentito anche sia il dottor Patelli che anche l'ordine dei medici hanno preso posizione, non può andare così, prego. Sinceramente, sempre per colpa del mio lavoro non è che abbia seguito i telegiornali e roba del genere, perché ripeto, non si ha più vita, non si ha più modo. O lavori o sì, devo anche riposare, perciò devo andare a letto presto, perciò TV non si guarda, un po'. Sempre dovuto Ma come lavoro. cittadina, ecco, queste nuove normative che vengono calate dall'alto e tu te le ritrovi perché non sono chiare, perché non sai cosa vorresti dire alla politica. Non è la prima volta che fanno delle leggi che dopo si rendono conto che non funzionano, dovrebbero analizzarle di più. Dottor Patelli, cosa dice lei? Anche lei sente questa paura di queste persone perché poi vengono da voi, ecco, questi farmaci che voi prescrivete, che i dottori prescrivono, che poi voi date, diventa un problema per qualcuno? Beh, sicuramente sì. Poi le posso dire che sotto Natale, non appena la legge è stata promulgata, c'è stata una corsa alle richieste dei test, degli alcol test per esempio, proprio perché di punto in bianco uno dice: ma come, quello che facevo precedentemente non va più bene? E la stigmatizzazione fatta dall'ordine dei medici sul rischio che un paziente utilizzi male o non utilizzi un farmaco così come prescritto per evitare di incorrere in sanzioni, e quindi non curi una terapia come per esempio l'epilessia, che è importantissima da curare, è una cosa di una grande gravità, per cui bisogna che l'AIFA e il Ministero specifichino meglio. Per quel che riguarda sì, la situazione di ansia creata, è vero, ogni cambiamento, io ricordo ancora la precedente legge, il cambio della precedente legge sul codice della strada, anche quella aveva creato ansie e preoccupazioni. Poi, come ha detto anche il sindaco Marin, c'è un tempo di rodaggio per ogni legge e poi vengono fatti le giuste correzioni. Io mi auguro che vengano fatte rapidamente, perché in questo caso qui si parla di questioni estremamente importanti e che riguardano la quotidianità, non situazioni eccezionali. Quotidianamente noi guidiamo, quotidianamente noi assumiamo dei farmaci con prescrizione del medico, e adesso ci troviamo di fronte a un dilemma, per cui io credo che sia doveroso e necessario un intervento da parte del legislatore. Un'altra cosa, sindaco Marin, che preoccupa sono i furti. Prima abbiamo sentito anche questi imprenditori nelle ville, nelle loro case, all'interno delle case, non hanno più paura di niente. Com'è la situazione? Perché veramente sta preoccupando tantissimo. Le forze dell'ordine sono quelle che sono, però questi furti aumentano e ormai arrivano anche quando sei all'interno delle case, chi se ne frega, entro e basta. Prego. Beh, arrivo da 2 giorni di tensione proprio su questo argomento, perché appunto qualche sera fa sono stati dei furti a San Zenone, un po' di settimane fa tra l'altro hanno rubato anche dei trattori. Purtroppo è un periodo anche questo di alta tensione e alta attenzione per quanto riguarda l'argomento, e anche lì ti trovi cittadini che ti chiamano, ti dicono: sindaco, guarda che ci sono i ladri, stanno rubando. Logicamente il sindaco è comunque in contatto con il comandante dei carabinieri e sa quello che sta succedendo, però anche lì ci troviamo a dover attuare delle politiche dove bisogna investire sicuramente
ovviamente in termini di sicurezza, sia per quanto riguarda proprio prevenire i furti, ma anche per far stare un po' più tranquilli i nostri cittadini, che si sentano più al sicuro, no? E quindi ecco che noi adesso aumenteremo gli agenti di polizia locale, anche se non hanno le competenze per magari molte volte per arrestare o rincorrere i ladri, anche se le persone si aspettano questo, no? dagli agenti di polizia locale. Aumenteremo quella che è la videosorveglianza dell'accesso dei varchi, che così si capta quando un'auto sospetta entra in paese, direttamente i carabinieri possono vedere appunto il passaggio di quest'auto. Dobbiamo noi sindaci attuare delle politiche appunto dirette per riuscire a dare un po' di più tranquillità. Il problema è che bisogna anche intervenire a monte con le pene più severe che devono esserci, con il problema perché ci sono anche questi casi di rapinatori che arrivano anche dall'est e che riescono a passare tranquillamente, no? E quindi bisogna cercare anche di contrastare, ma con politiche logicamente attive nel territorio, da parte però del governo e non in questo caso dei sindaci, questi arrivi che poi ci mettono a dura prova, perché anche l'altro giorno una persona mi ha chiamato mentre stavano facendo un furto e appunto li hanno fatti scappare, però li ha visti, hanno fatto dei video e hanno paura, le persone hanno paura, e quindi appunto ci troviamo a dover affrontare questa paura e a dover dare risposte concrete ai nostri soli, perché veramente hanno passato la palla proprio a voi, nel senso che siete voi poi che dovete dare le risposte, avete una coperta cortissima, non avete solo questo ma avete anche le politiche giovanili che anche là mi sa sociali, che non è cosa da poco. Ecco, dottor Patelli, anche lei con questo sociale che poi si rivolge anche a voi, perché siete un po' uno sfogatoio, perché cosa fanno, a chi si rivolgono? Ecco, cosa direbbe alla politica, dottor Patelli, proprio la priorità che lei sente? Prego, visto che abbiamo anche un rappresentante, prima abbiamo Fratelli d'Italia, adesso abbiamo Forza Italia, chissà che qualcosa si muova, non solo parole ma anche fatti, ma non fatti come quelli che abbiamo sentito. Prego, dottor Patelli. Sì, la richiesta è sempre quella dell'ascolto. Mi sembra che il sindaco Marin sia una persona estremamente incline a questo tipo di attività, e io vedo tantissimi sindaci del territorio che vivono nella con la cittadinanza, in mezzo al pubblico, e capiscono veramente le reali necessità. Il problema è sempre la scollatura tra quello che è il territorio, quindi l'amministrazione locale, molte volte attenta, vicina, espressione diretta della cittadinanza, e poi invece la politica che gestisce gli affari più importanti a livello nazionale. Il caso, parlavamo appunto del codice della strada, senza voler demonizzare, perché non mi piace fare generalizzazioni, però chiaramente una legge importante che abbia un impatto così grande sulla popolazione va ben soppesata. Ecco, io vorrei che tutti quelli che siedono in Parlamento, nel momento in cui possano o vogliano modificare una legge esistente, magari contattino le associazioni di categoria, i rappresentanti, i professionisti, per un confronto preliminare. Probabilmente questo già avviene, però si potrebbero evitare situazioni spiacevoli come queste. Io ringrazio il sindaco Marin, come ringrazio tutti i sindaci, perché fanno un lavoro veramente importante e molto spesso sono a fianco dei cittadini nel cercare di risolvere delle questioni che sono veramente di primo impatto sulla popolazione, per cui io credo che la politica sappia quello che deve fare, e a volte ci siano purtroppo delle scelte obbligate per motivi di molto chiaro, dottore, devo correre, se non ce la faccio. Marin, come ci saluta? Velocissimo. Allora, saluto dicendo questo, che noi sindaci ci siamo, non siamo però gli sceriffi, quindi il governo su queste cose dovrebbe aiutarci di più, ecco. Sonia, velocissimo, un saluto? Saluto a tutti e spero che la popolazione, i cittadini abbiano... E che le cose cambino. Grazie anche a Sonia Brugnaro, al dottor Livio Patelli, a Fabio Marin, sindaco San Genorio Azzellini. Adesso andiamo con la proposta di Mirella. Peperonata ricca. Il peperone è un genere di pianta originaria delle Americhe, ma attualmente coltivato in tutto il mondo. Oltre al noto peperone, il genere comprende varie specie di peperoncini piccanti, ornamentali e dolci. Ingredienti per 4 persone: un peperone rosso, un peperone giallo, un peperone verde, 2 spicchi d'aglio,
300 grammi di gamberi surgelati già sgusciati, qualche foglia di rucola, 3 cucchiai di aceto, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Lavate e mondate i peperoni, poi tagliateli a falde. In un tegame mettete a rosolare l'aglio in poco olio. Potete lasciarlo intero per eliminarlo a fine cottura. Poi unite i peperoni, lasciateli insaporire mescolando su fiamma vivace, salateli, pepateli e lasciateli cuocere a fuoco moderato per circa mezz'ora. Devono risultare teneri ma non sfatti. Nel frattempo tagliuzzate le foglie di rucola. Fate lessare i gamberi secondo le istruzioni sulla confezione e aggiungeteli ai peperoni a fine cottura. Spruzzate di aceto e tenete su fuoco vivace ancora 1-2 minuti. Versate i gamberi e i peperoni in un piatto da portata. Cospargete con le striscioline di rucola e servite caldo. E buon appetito!